hear more from the style family. Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati. Non avevamo promesso, siamo tornati in diretta dai nostri studi di Campoformido con Assist, la nostra trasmissione dedicata alla pallacanestro, trasmissione che nel lunedì sera ha il format proprio in diretta, live, per parlare di pallacanestro. Si sono concluse le stagioni regolari dei campionati che seguiamo di solito, quindi dalla DNA, DNB, DNC e C regionale. In Serie D regionale sono già iniziati i playoff, ma un passo alla volta parleremo, stasera ci concentreremo soprattutto sulla DNB e la DNC, con gli ospiti che vado a presentare. Benvenuto a Filippo Tabacchi, dalla su, in seconda fila, il team manager della GSA APU Udine Divisione Nazionale B. Marco Chirilò, direttore sportivo della Graffi Spilimbergo Divisione Nazionale B. Coach Marco Romanin del PN Pordenone Divisione Nazionale C. E coach Andrea Ferraboschi, tecnico della Gemini Venezia Divisione Nazionale C. Benvenuti a tutti e grazie di essere qui. Stiamo aspettando anche Alberto Bolla che ci sta raggiungendo. La Caligaris si stava allenando, lui è uscito un attimo prima della fine dell'allenamento per venire qui proprio nei nostri studi a parlare di basket. Stasera, oltre chiaramente a coinvolgere i nostri ospiti sui temi legati alla divisione nazionale B e alla divisione nazionale C, seguiremo anche l'andamento delle partite nei gironi dei concentramenti interzone del campionato Under 19, sia per quanto riguarda l'Under 19 d'eccellenza, quindi Acega Trieste, Benetton Treviso e Reyer Venezia in primis, ma anche il campionato Under 19 d'Elite con la Blue Energy Codoro e con la PPU Udine, che si stanno giocando nei rispettivi concentramenti per qualificarsi alle finali nazionali di Coppa. Finali nazionali che, vi ricordo, sono esclusiva di FVG Sport Channel, quindi Lignano Sabbia d'Oro dal 15 al 20 maggio per quanto riguarda la Coppa Italia Under 19 e poi Udine, Palasport Carnera e Palasport Benedetti per quanto riguarda le finali scudetto dal 28 al 30 e dal 28 maggio al 3 giugno 2012. Friuli Venezia Giulia, capitale dello sport regionale. Chiediamo ad Alberto Bolla di attendere un attimo la prima pubblicità per entrare in studio, ma coinvolgo subito i miei ospiti. Partiamo con quello che arriva da più lontano, diciamo così, quindi con coach Andrea Ferraboschi, che è seduto vicino proprio a Marco Romanin. Infatti. Perché, regia, se mandiamo in onda la slide con i risultati di DNC, che è la slide numero 4, capirete che la Gemini Venezia affronterà il PN Pordenone nel primo turno dei playoff. Eccolo qui, grazie ragazzi. Vedete che la Gemini Venezia ha battuto la Cubi Trieste per 7-4-6-7 nell'ultima di ritorno, mentre il PN Pordenone ha perso 8-4-8-0 a Montebelluna con modalità che poi ci faremo raccontare da coach Romanin. La slide successiva, la numero 5, griglia dei playoff, Gemini Venezia sesto posto, Pordenone terzo posto. Eccolo lì il duello. Teniamo questa slide ragazzi per cortesia. Coach Ferraboschi, te l'aspettavi? Beh sì, diciamo che c'erano grandissime probabilità che fosse questo l'accoppiamento ancora prima dell'ultima giornata di campionato, e quindi in un certo senso c'era una forte possibilità di classificarsi al sesto posto. Per far questo dovevamo vincere contro Jadran. E per noi comunque era importante finire bene la prima fase, e quindi siamo riusciti a farlo, e vincendo anche a Trieste abbiamo confermato questo sesto posto di campionato che ci dà soddisfazione per come si erano messe le cose all'inizio della stagione, e quindi incontreremo Pordenone. In neretto sono segnate le formazioni che hanno il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei playoff. Grazie con la slide ragazzi. Marco Romanin, Venezia, avversaria. Sto leggendo un po' la rassegna stampa di Pordenone, i vari blog che seguono il PN, tutti dicono ma è complicato o no?
Senz'altro. Adesso non fare tattica perché c'è No, qui... vabbè, signor Andrea, ci conosciamo, siamo amici da 20 anni quasi, quindi non è questo il punto, né l'occasione per fare pre-tattica. No, senz'altro, insomma, Venezia è una delle squadre più in forma del campionato, se non la più in forma, credo arrivi da 10 vittorie consecutive, è stata capace proprio sabato di vincere in un campo dove tra l'altro avevamo vinto solamente noi, che è lo Jadran Trieste, però per lo Jadran era una partita molto più importante rispetto a quella che ha giocato contro di noi, di conseguenza riuscire a passare lì dà proprio il metro di quanto Venezia in questo momento sia una squadra veramente forte. Ciò non toglie, voglio dire, che indifferentemente fosse Venezia o un'altra, i playoff sono questi, quindi prendi sicuramente avversari tosti, sicuramente avversari in forma, sicuramente avversari agguerriti, in ogni caso prima o poi le squadre forti si devono affrontare. Ci capita a Venezia, pazienza. Molto bene. Su questo assunto di coach Romanin facciamo subito la prima pausa pubblicitaria, così diamo modo anche ad Alberto Bolla di entrare in studio, settiamo un attimo i microfoni e ritorniamo subito dopo con i nostri ospiti. Fermi lì. Materassi a molle, lattice, memory. Scegliere il proprio materasso può diventare un problema se non ti affidi a degli esperti come Lineaflex, che dal 1990 producono materassi a Precenicco. Promozione Lineaflex con sconti fino al 60% su materassi, reti, guanciali, letti e accessori. Lineaflex, la qualità è scontata. Visita gli spacci aziendali Lineaflex, massima qualità a prezzo di fabbrica. Servizio clienti 0431 58 97 67. Vasta, porte e finestre in PVC ha la soluzione personalizzata per i serramenti di casa tua. In un'ora sostituiamo la tua vecchia finestra con una nuova in PVC senza fare detriti, opere murarie e polvere. Possiamo intervenire sulla struttura di qualsiasi finestra senza apportare modifiche. I serramenti sono prodotti con profili di produzione tedesca e permettono di ottenere un notevole risparmio energetico. I prezzi sono nettamente concorrenziali dal produttore al consumatore. Visita il nostro showroom a Collalto di Tarcento sulla statale Pontebana o richiedi un preventivo online. Vasta, porte e finestre in PVC. Future Media. Future Media. Meglio ripeterlo una volta in più, Future Media, perché è il nome che risolverà tutti i tuoi problemi di informatica. Future Media è a Basigliano, nel centro commerciale Arcobaleno, dove trovi degli esperti di informatica e telefonia pronti a darti tutta la consulenza che ti serve per un acquisto giusto o per un'assistenza tecnica specializzata nel proprio laboratorio o a domicilio. Future Media, da 10 anni, è una garanzia di qualità e propone sempre novità ed offerte. E poi ci sono i corsi di informatica, accessibili a tutti, dove verrai preparato nell'uso di programmi e computer. Future Media raddoppia con la nuova apertura del nuovo punto vendita Wind a Codroipo, dove puoi trovare tutta l'assistenza per la telefonia fissa e mobile. Future Media, a Basigliano, nel centro commerciale Arcobaleno, e a Codroipo, in piazza Garibaldi. Cerca su www.futurmedia.it. Per la casa e il fai da te Brico 8, dove trovi tutto, ma proprio tutto per il bricolage. Le decorazioni, la casa, l'arredo bagno, il giardino, l'illuminazione, l'elettricità, il legno, le vernici, il riscaldamento, gli accessori auto e tanto altro. Ogni mese tante offerte speciali a prezzi scontatissimi. Personale specializzato saprà sempre consigliarti al meglio. Risparmio, qualità e vasta scelta contraddistinguono tutti i Brico 8 nei suoi 5 punti vendita a Precenicco, San Giovanni al Natisone, Lucinicco, Concordia Sagittaria, Pieve di Cadore. Brico 8, il risparmio a un passo da casa tua. A Villa Manin di Passariano, dal 23 marzo all'8 luglio, importante mostra di realismo socialista, Cecoslovacchia, dal 1948 al 1989. Nella settecentesca villa verranno esposte per la prima volta in Italia più di 100 opere. La mostra è divisa in 2 sezioni. La prima accoglie le opere del realismo socialista, dedicate al mondo del lavoro. La seconda accoglie le tele dedicate alla propaganda di regime. Villa Manin. Per informazioni www.villamanin-eventi.it. Rieccoci in diretta e il magico quartetto è diventato un quintetto perché benvenuto a Alberto Bolla, l'assistant coach della Cagliari Escono di Osazzo, che è stato in seconda fila. Adesso abbiamo fatto proprio la classifica in base all'andamento proprio della stagione, no? Quindi adesso, no, in realtà Filippo dovrebbe essere dall'altra parte, ma insomma questo è quanto. Parlando di divisione nazionale B, chiedo subito a Filippo Tabacchi
come sta andando la situazione in casa GSA? Anche perché c'è stato un momento, diciamo, verso la prima parte del girone di ritorno in cui sembravate aver preso l'abbrivio giusto, però poi siete rimasti un po' incartati in fondo alla classifica. Abbiamo, come dicevi tu adesso, correttamente, abbiamo avuto un momento durante il quale sembrava che fossimo riusciti a raddrizzare un po' questa stagione cominciata malissimo, con un girone d'andata assolutamente disastroso. Ci eravamo ripresi per poi ricadere un po' nei soliti nostri errori, ovvero secondi tempi giocati con approssimazione, poca concentrazione, tanta discontinuità. Adesso affronteremo Rovereto, speriamo bene perché insomma è una squadra tosta. Passo il microfono a Alberto Bolla, a cui chiedo la soddisfazione della Caligaris. Era complicato ribaltare il meno 53 dell'andata a Ferrara, però insomma averli battuti in casa comunque è una soddisfazione. Beh, diciamo, per come si è strutturata la partita, penso che effettivamente pronti via, primi 16 minuti più 24, più di qualcuno forse sugli spalti si sia addirittura gasato fino addirittura di poter ribaltare. Eravamo i primi chiaramente a pensare che quello non fosse assolutamente il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo era poter vincere la partita, e una partita che comunque si è dimostrata essere tirata, perché loro sono tornati fino al meno 5, e al di là della classifica era importante sicuramente da un punto di vista del morale, per preparare bene i playoff, e comunque anche una questione di prestigio, perché alla fine la fiera battere la prima in classifica. Diciamo che Ferrara e Caligaris effettivamente sono le squadre che hanno praticamente dominato il girone, e quindi penso che per noi sia sicuramente positivo, una vittoria sicuramente positiva, che fiducia insomma per i playoff. Molto bene coach, vi ricordo che siamo in diretta, per cui potete anche scriverci, il nostro sms 338 40 14 113, dovremmo avere anche una slide pronta all'uopo. E potete scriversi anche una email alla diretta@fvgsportchannel.com. Marco, chi vi do? Questa partita con Rimini è arrivata a Spilimbergo già sicura del terzo posto. Spilimbergo doveva vincere, però alla fine ha passeggiato Rimini. Loro sono terzi e noi siamo adesso sedicesimi, e la differenza di classifica si va in campo, perché loro hanno una serie di giovani veramente di livello superiore alla categoria che giocano, sono giocatori 93, 94, 91 di livello nazionale, hanno dimostrato tutto il loro talento, tutto il loro atletismo. E tra l'altro chiedo conferma a Marco Romani che li ha affrontati, ho detto prima, se potessero far giocare due bulgari in DNB, Rimini sarebbe ancora più forte. Sì, io credo che Rimini sia una delle squadre, una delle 3-4 squadre in Italia che proveranno ad andare per il titolo Under 19, quindi a dimostrazione lì c'è un progetto che verte proprio sul reclutamento a livello internazionale. È evidente che a livello locale, a livello italiano, sono in questo momento una delle realtà più importanti. E quindi Marco, Spilimbergo ci credeva, il palazzetto era pieno, so che c'era... Abbiamo disfruttato anche un grandissimo primo tempo, rimanendo attaccati anche avanti all'inizio. Dopo loro hanno aumentato le rotazioni, aumentato la velocità di gioco, la pressione, aumentato le percentuali, perché hanno tirato, vado a memoria, 17 conclusioni a 3 punti su 30 tiri. Sì. Con più del 50% da 3 comunque. Sì, una prestazione notevole dietro l'arco. Noi un po' abbiamo tenuto botta e dopo... Okay. La nostra rotazione è corta, anche perché eravamo senza Benigni, che non è entrato in campo, sì. Ha fatto la differenza. Chiedo alla regia di mandare in onda in sequenza le slide numero 1 e numero 2, così ci diamo anche un'occhiata alla situazione in divisione nazionale B. Ecco qua, grazie ragazzi. Allora, grazie Studio Spilimbergo, grazie Rimini, come dicevamo adesso, 7-1-9-4, Caligaris Corno Ferrara 6-8-6-2 e la GSA Udine di Filippo Tabacchi ha vinto contro Senigallia. Importante l'affermazione di Montegranaro su Villafranca e di Fossombrone a Riva del Garda, perché slide numero 2, grazie ragazzi, questa è la griglia dei playoff, quindi Ferrara testa di serie contro Montegranaro, che vincendo si è accaparrata all'ottavo posto, e poi Rimini Ravenna 3-6, Marostica Senigallia 5-4, anche questa è una bella sfida, e Fossombrone Caligaris 7-2. Le squadre in neretto hanno il vantaggio del fattore campo, ci siamo dimenticati del neretto su Ferrara, ma è ovvio che la capolista possa giocare gara 1 e l'eventuale gara 3 in casa. Alberto Bolla, Caligaris Fossombrone.
È una partita sicuramente non facile, ci abbiamo giocato recentemente, appena una settimana fa, è una partita che ha dimostrato probabilmente che noi abbiamo qualche cosa in più, soprattutto in termini di qualità, però è una squadra che non molla, loro hanno fatto una stagione e per quelli che erano i presupposti inizio stagione sicuramente ottima e quindi hanno sicuramente grande fiducia e grande consapevolezza nei propri mezzi e hanno anche un 2-3 giocatori di assoluto livello, e il noto Puleo piuttosto che anche il playmaker Bloise o il mancino Barantani. È una squadra sicuramente non facile da affrontare. Comunque, prima gara 1 si gioca sabato sera a Cono di Rosazzo. Sì, alle ore 20:45. E già possiamo dare i risultati. Chiamare i tifosi perché vadano a Cono di Rosazzo. Slide numero 3, ragazzi, perché parliamo anche di zona play-out. C'è la griglia di Divisione Nazionale B post-season per evitare la retrocessione. I duelli sono Texas Roncade contro Graffi Studio e Rovereto contro GSA Udine. Squadra di Rovereto con il vantaggio del fattore campo. Filippo, Rovereto? Rovereto è una squadra... Teniamo questa slide per cortesia, ragazzi. È una squadra molto tosta, abituata a giocare anche partite con questa pressione. Noi dobbiamo ritrovare quello spirito che ricordavamo prima di qualche mese fa. Adesso i giocatori devono prendersi chiaramente completamente tutte le responsabilità e andare fino in fondo. Abbiamo cambiato tanto, abbiamo fatto anche delle scelte anche dolorose, anche difficili. Abbiamo rinforzato la squadra con 2 giocatori che non hanno bisogno di presentazioni, come Jan Budin e Nello Laezza. Ci aspettiamo un grande lavoro in palestra da parte del nostro coach. Si sa che queste partite qua sono particolari e abbiamo anche i giocatori con la mentalità e con la testa per affrontare questo tipo di sfide che sono particolarmente difficili sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Marco Chivilò, Texas Roncade e Graffi Studio, duello? Duello che non so se è un bene o un male, ci vede 2-0 in campionato, che potrebbe essere di buon auspicio, ma dobbiamo ripetere quello che siamo riusciti a fare in campionato contro di loro. Partita di andata a Roncade è stata la prima vittoria esterna nostra, che però ha dato il via alla serie di infortuni e di malanni fisici. Non si sa che da quel punto di vista, sì. Hai detto te. Già Salve, Riva del Garda, Tosoni Villafranca, Fiorese Bassano e Civitanova Marche. Anche il Bassano, che a un certo punto della stagione pensavo fosse la squadra, tra virgolette, materasso, senza che si offenda nessuno, a un certo punto poi hanno iniziato a vincere. Dopo che non siamo andati a vincere noi a Bassano, ha fatto 4 vittorie di fila, mi pare. Ok. Allora, torniamo in studio, ragazzi, anche perché tra poco contiamo di sentire al telefono Paolo Pressacco, il team manager del settore giovanile della Benetton Treviso. Benetton impegnata nei concentramenti interzone d'eccellenza, quindi per le finali scudetto in quel di Pesaro. Benetton che mi risulta abbia vinto oggi la prima partita, quindi magari con Paolo Pressacco ci facciamo raccontare come sia andata. Andrea Ferraboschi, ci racconti Venezia, la realtà di Venezia, facciamo una fotografia in generale così diamo modo anche agli amici di FVG Sport Channel e di Veneto Sport Channel di conoscere un po' meglio la realtà. Sì, è una realtà particolare nella quale in questi ultimi anni uno sponsor, Gemini, in particolare ha investito parecchie energie e parecchio denaro con l'obiettivo di riuscire ad avere delle soddisfazioni anche in termini di salto di categoria. Veniamo da una stagione nella quale non siamo riusciti, la società prima non era riuscita a raggiungere i playoff e quest'anno io sono arrivato in corso, per me anche questa è stata una prima volta e ho subito percepito l'esigenza e la volontà di raggiungere questo tipo di obiettivo. Partivamo da una situazione di penultimi classifica e abbiamo percorso man mano una rincorsa che ci ha portato fino a dicembre a raggranellare qualche punto e poi un'ulteriore serie di infortuni che ci aveva già penalizzato in partenza si è
si è aggiunta e dopo un periodo di gennaio-dicembre particolarmente difficile siamo pian piano riusciti a risalire la china. Venezia è una realtà abbastanza particolare adesso, perché tra la Reyer in Serie A, poi c'è anche Marghera, insomma, frizzante come territorio. Ecco, diciamo che riuscire a fare il salto di categoria significa prendere maggior visibilità nell'ambiente veneziano, dove in questo momento la Reyer naturalmente fa la parte grossa. Esiste qualche collaborazione oppure sono due realtà, Reyer e Gemini? No, sono due realtà distinte, sì, sono due realtà distinte e percorriamo strade diverse. Però è chiaro che comunque un personaggio tipo il presidente delle Spinis all'interno della struttura societaria sono nomi importanti. Sono nomi importanti, Franco De Spinis è una figura importantissima, naturalmente come general manager della Reyer. Io lo conosco proprio perché entrambi lavoravamo insieme alla Reyer. Io ho avuto la fortuna di trascorrere anche gli anni della promozione in Serie A insieme a lui. È una persona di esperienza che conosce benissimo la pallacanestro e l'ambiente proprio da molti anni. Nonostante questo comunque la Reyer percorre una strada di collaborazioni anche a livello giovanile con altre società, e invece l'intento del Pool Venezia è quello di lavorare soprattutto nel centro storico con altre società quali il Carminis, l'Alvisiana, il Lido. Insomma, quindi è una realtà interessante. Salutiamo che il general manager delle Spiris ci sta guardando. Da FOG Sport Channel, anche da Veneto Sport Channel, seguiamo con grande interesse e con grande simpatia le gesta della Gemini. Marco Romanin, divisione nazionale C. Ma a un certo punto io ho letto qualche sondaggio che si fa su internet, qualche sito tipo Mega Basket, che danno sistema PN Pordenone favorito per la promozione. Ti ci ritrovi? Ancora più di Marghera, ancora più di Cubi, il PN è favorito. Sinceramente io credo poco ai sondaggi che si fanno su internet, anche perché uno può votare 100 volte. Ti fermo un attimino a proposito di internet, perché abbiamo al telefono Davide Ferracin da Veneto Sport Channel. Buonasera Davide. Buonasera a tutti. Allora, grazie di essere intervenuto qui in trasmissione. Stavamo parlando con Andrea Ferraboschi e Marco Romanin di Divisione Nazionale C. Tu per Veneto Sport Channel segui questi campionati, ma ci puoi fare una fotografia abbastanza generale dei rapporti di forza che le squadre venete possono mettere in campo in DNB e in DNC? Ma guarda, io partirei già dalla DNB, ci sono varie squadre venete impegnate, soprattutto nel girone B per esempio. Arriviamo proprio da un derby molto interessante, quello tra Fiorese Bassano e Zeppa Marostica. Ha vinto Marostica proprio l'altro giorno. Ci sono chiaramente delle sentenze, le sentenze dicono che Marostica è andata ai playoff. Bassano con una cavalcata finale che fino a questo derby l'aveva portato a 6 vittorie consecutive, è riuscita ad evitare i play-out, quindi diciamo che allora è andata bene così. Ai play-out però c'è una Roncade che affronterà Spilimbergo invece. Per quanto riguarda la DNC, girone C, che dire, i rapporti di forza, vedo sicuramente Marghera che ha vinto certamente la regular season, la vedo abbastanza favorita, affronterà appunto il Cittadella, i playoff e la vedo in fondo, però può succedere chiaramente di tutto, stiamo parlando di playoff. Ha battuto Pordenone proprio domenica, Montebellune invece per loro diciamo che il campionato a questo punto è praticamente finito, ma devo dire, ecco, da questa squadra da Montebellune mi aspettavo qualcosa di più, certo sì, con un allenatore proveniente dal settore giovanile della Benetton Basket, sì. Forse sì, poteva fare qualcosa di più, ma sicuramente potrà farlo il prossimo anno. Una curiosità per quanto riguarda le altre, che dire di Caorle, che ci sarà anche Caorle appunto ai playoff, bene, potrà fare sicuramente bene, affronterà
poi Trieste, in Venezia ce l'aspettavamo. Ecco, San Venemiano è davvero una formazione che sta dimostrando, una neopromossa se non erro, che sta dimostrando grande compattezza e di essere una squadra davvero con un grande gruppo. Probabilmente proprio nel derby con Conegliano è riuscita a vincere. Davide, ho una curiosità però, in DNB c'è un motivo secondo te per cui solo Marostica e Conno di Osazzo da Nord-Est, quindi da Veneto e Friuli Venezia Giulia, si siano qualificati per i playoff? Perché tutte le altre squadre arrivano o dall'Emilia o dalle Marche. Sì, in realtà secondo me è anche quello che succede nella DNC Girone D. Ci sono queste squadre emiliane che sono davvero forti, sono probabilmente costruite bene e anche con giocatori secondo me di categoria superiore, direi io. Per esempio in DNC basta vedere le prime, quelle che vanno ai playoff, cioè tra tutte quelle che vanno ai playoff c'è solo San Bonifacio. Le padovane, che sono 2 nella DNC Girone D, sono nei bassi fondi. Tra l'altro appunto Padova 1931 andrà ai play-out, Virtus Padova li ha evitati di poco. Sono tutte emiliane, sono squadre che vivono certamente in un terreno fertile per il basket, perché bisogna ammettere anche questa cosa qui, e comunque credo che tutto sommato poi sai, quando ti trovi corazzate in girone come la DNB, quindi Ferrara che è andata alla grande sicuramente quest'anno, piuttosto che sì, Rimini, Senigallia, o nella DNC del girone D 100 che ha fatto un campionato spettacolare, piuttosto che Imola, la Spes Imola, io credo che ci sia poco da fare. Sono squadre che hanno investito molto e che chiaramente con giocatori di categoria superiore anche possono fare e hanno fatto la differenza, e ai playoff vedremo se poi questa differenza sarà rispettata. Grazie a Davide Ferracino, sappiamo che tu sarai su FVG Sport Channel e Veneto Sport Channel giovedì sera in seconda serata come al solito con Veneto Basket Time. Davide? Grazie a voi. Grazie, buon lavoro e complimenti per la tua rubrica. Davide Ferracino, insomma, Veneto Basket Time, ci stiamo allargando un po' alla volta, stiamo mettendo ferri in acqua un po' in tutto il nord-est proprio per parlare di basket. Marco, ti avevo interrotto prima, stavamo dicendo i sondaggi che lasciano tempo che trovano danno PN favorito. Sì, i sondaggi io sinceramente non lo so come si vota in quei sondaggi lì, se votano gli addetti ai lavori, i tifosi, poi sa, secondo me lasciano un po' il tempo che trovano. Secondo me votano soprattutto i gufi, poi... Ma questo non lo so, io voglio vedere il lato positivo. Immagino che se ci danno per favoriti è perché evidentemente hanno apprezzato quello che abbiamo fatto nell'arco della stagione, quindi questo ci dà orgoglio e ci dà motivo di soddisfazione. Poi ripeto, i sondaggi sono sondaggi e di fatto poi i risultati si fanno sul campo e non su internet. Chiaro. Una domanda che vorrei fare, che vorrei porre sia a Alberto Bolla, sia a Marco Chivilò, sia a Filippo Davacchi, quindi per quanto riguarda la divisione nazionale B. Dicevo prima, Corno e Marostica le uniche da Nord-Est, quindi da Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ma è, come diceva Davide Ferracin prima, solo una questione di risorse, di ambizioni, oppure c'è qualcos'altro dietro? Come dici tu, Marco? Ma secondo me soprattutto, a parte risorse che uno potrebbe trovarle anche qua in regione, secondo me è soprattutto una questione di bacino, di facilità di trovare giocatori vicini, di concorrenza fra i giocatori stessi, e più il bacino è grande più è facile trovare giocatori di livello. Sì. Alberto, secondo te? Sono tanti, perché non è solo uno, non è solo quell'altro, probabilmente non ce n'è neanche uno preponderante. In realtà sono tanti e non questo, io penso, immaginando anche una squadra come la GSA, la mole di infortuni che si possono avere durante una stagione sportiva. Sono anche logistiche. È fondamentale da un certo punto di vista, perché chiaramente anche non solo giocare le partite, ma soprattutto anche strutturare la propria attività in palestra ogni settimana, e quindi gli allenamenti durante la settimana, averli con tutti i ragazzi effettivi, è sicuramente un vantaggio rispetto a avere sempre delle mancanze. Questo è indubitabile. Filippo? Ma sicuramente concordo con quello che diceva adesso coach Alberto Bolla.
Gli infortuni sono una variabile, soprattutto adesso che ci sono le partite che contano, assolutamente poi imponderabile, perché puoi fare un grande campionato e finire con tanti infortuni, o fare un campionato mediocre e comunque avere infortuni lungo tutto l'anno. Il bacino, l'Emilia Romagna quest'anno è andata molto forte, come diceva anche il tuo collega. Sicuramente loro hanno una scuola di basket di assoluto livello, non che noi non ce l'abbiamo. Comunque diciamo che anche a livello numerico i ragazzi che anche cominciano e si approcciano alla pallacanestro, diciamo che è una regione, è sempre stato un gran motore. Veneto e Friuli Venezia Giulia in questo ultimo periodo, a parte chiaramente il grandissimo campionato della Caligaris, abbiamo un po' faticato, sicuramente sì. Chiaramente c'è anche, non dimentichiamolo, la Acegas APS Trieste che è arrivata in semifinale, quindi vincendo la Division Nord-Est del suo campionato di DNA. Arrivo fin lì perché poi la formula del campionato di DNA è qualcosa per me assolutamente complicato da capire, per cui so che in semifinale la DNA con buone opportunità e anche buone chance di salire ancora di livello, anche se non si sa bene in quale campionato possa andare, perché tra Lega 2, Gold, Serie A non ho capito bene neanche quello. Mi ricordo che qualche tempo fa c'era qui i vostri presidenti, abbiamo telefonato anche a Dino Meghin, a presidente Gonnella, per cercare di farci capire come si svilupperà la riforma dei campionati quest'estate, e Filippo non ci abbiamo capito niente comunque. Nessuno ha capito nulla. Se ti ricordi, anche il dirigente della Lega Basket ipotizzava un campionato non professionistico, però con un accesso, con la possibilità di tesserare dei giocatori stranieri extracomunitari, e quindi diciamo come una volta abbiamo già scherzato, diciamo che un comandante di stazione dei carabinieri abbastanza valente potrebbe andare a chiedere dopo 3 mesi, non avendo contratto di lavoro professionistico, all'americano che gioca di salire sul primo aereo per Venezia o per Roma e tornare negli Stati Uniti, e quindi come clandestino. Comunque questa è la situazione. Chiedo alla regia di mettersi in contatto anche con Sergio Lena per capire come sia andata l'interzone per la Brunelleschi Codoipo, interzone under 19 dell'It in quel di Empoli. Nel frattempo chiedo a coach Ferraboschi di darci il suo punto di vista su un campionato di DNC. Allora, è vero che Marghera è la squadra più forte, oppure ci sono delle formazioni che secondo te hanno deluso piuttosto che altre che sono andate meglio del previsto? Partiamo dalla prima domanda. Marghera è sicuramente una squadra forte, lo dico perché anche fino all'anno scorso ero io a Marghera e quindi conosco anche bene i cambiamenti che sono stati fatti. Già l'anno scorso, già 2 anni fa, la società ha rischiato nel senso buono di essere promossa in una finale di playoff. Poi l'anno scorso siamo arrivati sesti e poi siamo usciti contro San Demiano, che poi è uscita in semifinale, mentre quest'anno rispetto all'anno scorso hanno cambiato sicuramente assetto, hanno preso un buon playmaker in regia, hanno cambiato l'allenatore, un allenatore che tra l'altro ha portato con sé altri 2 giocatori che aveva a Padova di assoluta esperienza, come Voltolina e come Zanovello, e il tutto ha creato questa struttura che è ben equilibrata e quindi che ha esperienza e che ha anche dei giovani su cui stanno lavorando. Una struttura pronta per il salto di categoria, direi, sotto tutti i punti di vista. Come diceva Marco prima, siamo ai playoff e onestamente tutto viene rimesso in discussione, e quest'anno, almeno rispetto ai playoff degli anni scorsi, vedo un po' più equilibrio, e quindi non escludo qualche sorpresa, magari non nel primo turno dove vedo comunque favorita Marghera a Cittadella, ma nelle semifinali sarà un po' tutto da rivedere, secondo me. Tieni aperta la finestra per quanto riguarda le sorprese nei turni successivi, perché abbiamo al telefono, come detto, Sergio Lena, il dirigente della Brunelleschi Codoipo. Sergio, buonasera. Buonasera, ciao Francesco. Allora, Brunelleschi vittoriosa, mi sembra, nella prima giornata dell'interzone a Empoli. Com'è andata?
Boh, andata bene, 7-4, 4-9 il risultato. Contro Matera? Esatto, non è stata una partita difficile anche perché la fisicità nostra è decisamente superiore. Mentre domani voi affrontate chi, Sergio? Allora, domani noi alle ore 16 affrontiamo praticamente Bologna che ha perso 6-7, 5-7 con Sassari. Sì. Una partita molto combattuta che si è risolta agli ultimi 3-4 minuti. Rapporto di forza anche con le altre avversarie, Blue Energy ce la può fare a vincere il concentramento? Deve giocare a basket. Okay. E giocare bene perché sono squadre fisiche, squadre che corrono e ben allenate, quindi... Chiaro. Sergio, ci sta anche una battuta sulla divisione nazionale del C, c'è stata questa retrocessione che non inficia tanto il progetto che avete lì a Codroipo sui giovani, però è chiaro che è un passo falso da prendere in considerazione. Sì, è andata a finire così, del resto quando arrivi all'ultima partita e anche se vinci non sei matematicamente sicuro di farcela, è successo che siamo retrocessi. Adesso pensiamo all'Under 19 e poi penseremo alla C. Va bene, allora grazie a Sergio Lena, complimenti per oggi, in bocca al lupo per il concentramento Under 19, ci sentiamo nei prossimi giorni per aggiornare la situazione della squadra di coach De Colle. Grazie Sergio. Grazie a te, ciao, arrivederci. E allora complimenti alla Blue Energy Codroipo che sarà, speriamo tutti, una delle potenziali favorite per la vittoria nella Final 8 di Coppa Italia a Lignano Sabbiadoro dal 15 al 20 maggio. Vi ricordo, esclusiva di FRUSI Sport Channel, seguiremo in diretta tutte le partite, in diretta streaming video, con aggiornamenti in tempo reale anche dai campi, dallo studio, faremo insomma le prove generali anche per quello che poi succederà nella settimana delle finali scudetto, in cui oltre alla diretta della Palasport Carnera, oltre alla diretta della Benedetti, saremo in diretta da qui, ospiti via satellite, cose UFO, faremo vedere la finale scudetto Under 19 via satellite, quindi più di così onestamente penso che non possiamo fare. Finale scudetto Under 19 dove non ci sarà il sistema, quello sì, si chiama sistema, Marco. Sì. Voi per il secondo anno consecutivo arrivate lì, diciamo, a ridosso delle primissime delle qualificate, ma non riuscite mai a fare quel salto definitivo. Ti sei dato una ragione? Beh, no, non è propriamente corretto. 3 anni fa abbiamo partecipato alle finali Under 19 a Bologna. Sì, l'anno scorso siamo arrivati fino a questo concentramento a cui stanno partecipando adesso Pallacanestro Trieste, Benetton Treviso e altre. E lì effettivamente siamo arrivati veramente a un passo alla qualificazione per il secondo anno consecutivo alle finali nazionali. Quest'anno è andata un po' peggio, nel senso che non ci siamo qualificati, siamo stati i primi esclusi dalla fase dei concentramenti, però è anche vero che Pordenone è una realtà locale che sviluppa attività sul proprio territorio. Con i ragazzi di Pordenone non abbiamo mai la possibilità di fare reclutamento, purtroppo quest'anno avevamo un gruppo, come anche l'anno scorso, poi del resto nettamente fisicamente inferiore rispetto alle avversarie che, come si diceva prima, ormai per la maggior parte vivono con i giocatori più rappresentativi reclutati all'estero. Di conseguenza per noi mantenere quei risultati lì diventa veramente compiere un'impresa ogni anno. Per poterci ritornare dovremmo ricominciare a reclutare anche un pochettino meglio di come abbiamo fatto negli ultimi 2 anni, per poter, ripeto, provare nuovamente a raggiungere quei traguardi che però francamente sono ormai quasi appannaggio esclusivo dei club di Serie A o di dilettanti che vivono in strutture professionistiche o semiprofessionistiche. Perché abbiamo citato Rimini, che è in divisione nazionale B, però è a tutti gli effetti un club professionistico. Sì, credo che Rimini abbia nella propria formazione Under 19 7 o 8 giocatori stranieri. Alla fine, quando vedremo nel sistema Pordenone 2 bulgari, uno svedese e 2 sudamericani, avremo capito che parteciperemo alle finali nazionali Under 19. Automaticamente, di default. Settore giovanile che è una delle priorità anche per la Vis Spilimbergo, vero Marco? Perché so che quest'anno con Cosmedone state sistemando un po' di cose, avete un campionato d'eccellenza Under 17 mi sembra? Sì, quindi. Under 17 con lo stesso... 2 o 3 giocatori che possono essere anche interessanti. Sì, abbiamo il 96 d'Andrea che ha esordito sabato segnando anche 6 punti in prima squadra, e che è già qualche anno che è nelle convocazioni dei gruppi nazionali o del nord, sta partecipando alle convocazioni. Un altro paio di giocatori interessanti, sempre di annata 95-96, e siamo
riusciti con lo stesso gruppo e un 3 col 93 ad arrivare alle finali regionali Under 19. Per noi il bacino è ristretto, stiamo collaborando con Maniago, stiamo cercando di allargare il bacino e allargare il numero di giocatori da portare. Il problema è che vedo palestra. che se Marco Romanin deve allargare il bacino di Pordenone, alla fine arriva a Venezia, arriva a Spilimbergo, arriva a Udine. Idem per Spilimbergo, che arriva o a Pordenone o a Udine, se non addirittura al Cono di Osasco. Ma a noi basterebbe allargarlo intorno a noi, senza andare tanto lontano, per aumentare la qualità, perché le squadre ci sono, solo che non si riescono a fare squadre competitive solo con i propri del proprio paese ormai. Chissà se la regia riesce a mettersi in contatto con Coach Bosini intanto. Il nostro obiettivo non sono le finali nazionali, basterebbe avere squadre di eccellenza. Il Pordenone col bacino e con le cose che ha è giusto che ambisca alle finali nazionali. Sì. Ognuno al suo livello, secondo me, senza pestarsi i piedi. Alberto Bolla, situazione giovanile della Centrosedia Basket? Ma Centrosedia Basket effettivamente ha fatto una scelta forte nel tempo, nel corso degli anni, e ha cercato di ampliare il proprio bacino. Sì, alla fine si torna sempre lì. Sì. Per questo, in effetti, ma è d'altra parte qualcosa che bisogna fare nel momento in cui si ha un'aspettativa di poter puntare su un settore giovanile e avere anche dei numeri. E quindi sono nate nel corso degli anni delle collaborazioni che sono andate da Feletto, da Faedis, da Cividale, da Cormons, e quindi effettivamente il numero di ragazzi tra mini basket e settore giovanile che fanno parte del Centrosedia Basket effettivamente è un numero molto importante. Ti fermo un attimo Alberto, perché abbiamo coach Paolo Bosini al telefono. Buonasera coach. Buonasera a te, buonasera a tutti. Allora coach, addirittura d'arrivo siete riusciti a arrivare ai play-out. Alla fine tanta tensione, però insomma l'obiettivo minimo era quello. Sì, abbiamo avuto un po' per merito, un po' per miracolo, dai. La partita è stata molto dura. Sabato abbiamo sofferto un pochino, forse la tensione si è fatta molto più grande di quello che pensavo, e in effetti non siamo stati così calmi per affrontare questo impegno con la tranquillità che era dovuta, insomma. Però sotto l'aspetto della volontà, della determinazione siamo stati bravi, non abbiamo mai mollato, siamo stati lì fino all'ultima palla. Coach, la squadra come sta anche nell'ottica del play-out con Conegliano? Ma guarda, abbiamo affrontato l'ultima partita non in buone condizioni, perché Diana ha subito un incidente alla spalla e quindi lo ha un po' limitato. Per il resto, come con tutte le squadre in questo momento, siamo stanchi, però insomma siamo consapevoli dell'impegno e dell'opportunità che ci può venire. Insomma, io sono convinto che possiamo anche farcela. Ecco. Sarà difficile, sarà complicato, ma credo che abbiamo la forza per venirne fuori, anche alla luce degli ultimi risultati che abbiamo fatto, che sicuramente sono stati positivi. Coach, Conegliano che tipo di avversario è dal punto di vista tecnico per voi? Cioè come si accoppia? Ma diciamo che Conegliano ha sicuramente la parte della determinazione, della grinta, fa la parte forse migliore di questa squadra. È una buona squadra, abbastanza esperta, con giocatori molto ligi a quello che vuole il proprio loro allenatore. Sicuramente non è una squadra di grandissimo talento dal punto di vista tecnico, però una squadra difficile da giocarci contro. Prova è che loro insomma sono arrivati vicino alla salvezza, perché solo la concomitanza di risultati ha fatto sì che loro si trovino a questo punto qua, perché fondamentalmente se Pordenone avesse vinto contro Montebelluna loro sarebbero stati salvi. È chiaro. Quindi vuol dire che sono arrivati a una posizione di campionato, hanno lottato fino alla fine ed erano a un passo dalla salvezza. Okay. Quindi sarà una squadra difficile da affrontare. Coach, in bocca al lupo per i play-out, ci risentiamo nelle prossime settimane. Sperabilmente. Salutami tutti i colleghi presenti e faccio loro i migliori auguri. Va bene, grazie coach Bosini e buona serata. Ciao. Anche coach Bosini, Marco, indirettamente hai messo un po' in difficoltà Conegliano, perché
Sì, purtroppo quando arrivi in fondo... Regia, facciamo vedere anche la slide numero 6, così situazione playout. Quando arrivi all'ultima partita inevitabilmente qualcuno perde, qualcuno vince, qualcuno ci guadagna, qualcuno ci perde in posizione di classifica. Noi eravamo terzi, per noi era una partita che a livello di classifica non contava, nel senso che pur vincendo saremmo rimasti terzi, perdendo non cambiava la posizione. A dire la verità abbiamo giocato veramente bene per 26 minuti, poi inspiegabilmente abbiamo avuto un blackout, loro hanno approfittato, Montebelluna ha approfittato del nostro blackout, giocatori esperti e forti come Gagliazzo e Fantinato hanno giocato a quel punto, hanno preso in mano la partita, hanno giocato 15 minuti veramente fantastici, il pubblico gli ha dato una grossa mano, siamo arrivati sul punto a punto finale, noi abbiamo sbagliato dei tiri facili, anche 4 tiri liberi, loro viceversa non hanno sbagliato più niente e hanno portato a casa la partita. Succede, avevano probabilmente motivazioni molto superiori rispetto a quello che avevamo noi e questo gli ha giocato sicuramente a loro favore. Dispiace per Conegliano, peraltro noi siamo, fra le altre cose, quasi tutti settori giovanili, quindi anche con Paolo Sfriso o con Nicola Mazzariol siamo tutti amici, dispiace francamente, però inevitabilmente uno dei due rimaneva scontento. Per forza. Vedete lì la situazione, San Vendemiano, Montebelluna, Oderzo e Limena sono le squadre che si salvano, quindi evitano i play-out. Già retrocessa la Bolonia Cicodolpo, mentre attendiamo la seconda retrocessa tra Esperia Conegliano e Trevisan Latisana, la Trevisan di coach Bosini che abbiamo ascoltato fino adesso. Grazie regia per la slide, noi tra un po' direi che potremo andare in fascia pubblicitaria, se i ragazzi Enrico e Lorenzo siete d'accordo, perché poi torniamo in studio con coach Stefano Comuzzo che è tecnico della Acega Sapienza Trieste, così parleremo anche di Under 19 d'eccellenza. Fermi lì, torniamo veramente tra un attimo, continueremo a parlare di basket con i nostri ospiti. Materassi a molle, lattice, memory. Scegliere il proprio materasso può diventare un problema se non ti affidi a degli esperti come Lineaflex, che dal 1990 producono materassi a Precenicco. Promozione Lineaflex con sconti fino al 60% su materassi, reti, guanciali, letti e accessori. Lineaflex, la qualità è scontata. Visita gli spacci aziendali Lineaflex, massima qualità a prezzo di fabbrica. Servizio clienti 0431 58 97 67. Vasta, porte e finestre in PVC ha la soluzione personalizzata per i serramenti di casa tua. In un'ora sostituiamo la tua vecchia finestra con una nuova in PVC senza fare detriti, opere murarie e polvere. Possiamo intervenire sulla struttura di qualsiasi finestra senza apportare modifiche. I serramenti sono prodotti con profili di produzione tedesca e permettono di ottenere un notevole risparmio energetico. I prezzi sono nettamente concorrenziali dal produttore al consumatore. Visita il nostro showroom a Collalto di Tarcento sulla statale Pontebana o richiedi un preventivo online. Vasta, porte e finestre in PVC. Centro Giardino Battiston di Fossalta di Portogruaro, un punto di riferimento nel mondo del verde. In un percorso di oltre 3.000 metri quadrati di superficie espositiva è possibile ammirare alberi da frutto selezionati di 3 anni, arbusti sempreverdi e da fiore per bordure ed aiuole, siepi, rose, tante rose nostalgiche, paesaggistiche, rampicanti dal profumo inebriante. E inoltre la collezione di aromatiche e perenni in moltissime varietà. Centro Giardino Battiston vi propone piante da appartamento. Le ultimissime novità di fioriture stagionali. E per il vostro orto, grande o piccolo che sia, una vasta gamma di piante in estate e ottenute da semi selezionati che vi danno la garanzia della qualità finale del prodotto. Non bisogna dimenticare la parte negozio, dove puoi trovare una completa gamma di articoli per la cura e la manutenzione delle piante, accessori per l'irrigazione e il giardinaggio, elementi di arredo per l'esterno e una infinità di fiori artificiali di ottimo pregio. Al Centro Giardino Battiston è sempre presente del personale specializzato che vi potrà fornire consigli sulle vostre scelte e personalizzare le vostre idee regalo.
Da Piccola Serra oggi è un punto di riferimento, grazie ad una crescita costante e una clientela che arriva da tutta la regione, dalla vicina Slovenia e Croazia, per ammirare i numerosi prodotti in esposizione. Un grazie a tutti voi. Centro Giardino Battiston, a Fossalta di Portogruaro, strada statale Portogruaro-Latisana. Per avviare la mia attività ho dovuto faticare molto, fare 1000 sacrifici, ma pian piano ce l'ho fatta. Come me però, hanno fatto in tanti ed erano sempre più grandi, così mi sono trovato solo e in difficoltà. Poi, un giorno, ho incontrato una persona che mi ha insegnato che è dai colori che nascono le idee. Mi ha aiutato a gestire l'immagine della ditta, ha realizzato volantini e tutti gli articoli promozionali di cui avevo bisogno. Si è preoccupato di farmi pubblicità e mi ha ridato fiducia. E poi dopo, cosa è successo? Poi, tra i tanti è passata una signora al negozio ed è diventata la tua mamma. Publiaziende. Dai un'immagine al tuo futuro. Rieccoci in diretta su FVG Sport Channel. È stato qualche problemino tecnico, come può capitare solo quando si parla di diretta. Ovviamente siamo con i nostri ospiti di Divisione Nazionale B e Divisione Nazionale C per parlare di basket qui su FVG Sport Channel. Seguiamo tutti i campionati, sapete, dalla DNA alla D alla Serie D regionale. A proposito di D regionale, in settimana nel palinsesto, il nostro sito www.fvgsportchannel.com, nel nostro palinsesto c'è trovate anche la gara 1 tra ML Collinare Fagagna e Sistema Basket Pordenone. È stata vinta da Fagagna dopo 2 supplementari, una battaglia, partita tutta da gustare da vedere. Sul nostro sito internet trovate la collocazione oraria sia della prima visione sia della replica. Sistema Pordenone, in cui buona parte dei giocatori, che però Serie D sono under 17, vero Marco? No, noi quest'anno abbiamo fatto un progetto un po' particolare, nel senso che col gruppo under 19 alcuni abbiamo scelto di fargli fare a tutti 2 campionati, sì. Due campionati, uno il campionato under 19 e uno un campionato senior. I più bravi hanno partecipato al campionato di DNC, okay. Diciamo così, quelli che avevano più bisogno di giocare in un campionato senior più minuti hanno giocato in Serie D. Di fatto sono tutti under 19 quelli che giocano in Serie D, eccetto un giocatore. E francamente il progetto ha dato i frutti che noi speravamo, nel senso che i ragazzi sono veramente cresciuti al punto tale da arrivare fino a giocarsi la finale promozione per andare in Serie C2. Con una finale importante, perché sì, erano in zona salvezza fino a 5. Esattamente, hanno chiuso le ultime 4 vittorie consecutive in stagione regolare che gli ha permesso di partecipare ai playoff, dopodiché hanno fatto fino ad ora una cavalcata straordinaria, nel senso che con un gruppo dove veramente giocano under 19, ma ci sono in squadra anche degli under 17, 2 in particolare, ma nel corso della stagione hanno giocato anche altri under 17, di conseguenza con un gruppo veramente così giovane arrivare in finale in Serie D, direi che il risultato è stato oltremodo straordinario e di questo va dato atto e fatto i complimenti anche al coach Brecciaroli, che tra l'altro lavora con me anche in prima squadra, perché è veramente riuscito a trasferire grande mentalità e portare questi ragazzi a un risultato veramente alla vigilia insperato. Hai parlato di under 17, campioni regionali. Sì, squadra campione regionale, quindi il sistema comunque continua a produrre buoni risultati. Complimenti a coach Consonni, gli facciamo un bocca in lupo per l'Interzona, che fatalità
sarà la prossima settimana, e ci auguriamo di non essere andati alle finali nazionali con gli Under 19, ci auguriamo di andarci con gli Under 17. Alla fine comunque una squadra di Pordenone c'è, e questo è importante. Alberto Bolla, parlavamo del settore giovanile del Centro Serie Basket, c'è qualche giovane che è competitivo per la prima squadra nel vostro vivaio? Ma i giovani che nel tempo sono usciti comunque abbiamo sempre cercato di inserirli in prima squadra, lo testimoniano i vari avanzi, Avanzo, Gobbo, Binutti e Fumo lo stesso. E dopodiché diciamo che noi come Under 19 abbiamo una collaborazione con Cormons e il Fabio Del Bianco è un giocatore che gioca nell'Under 19 di Cormons e si allena regolarmente con la B2, con la B dilettanti, e in 2 partite è stato convocato e in una partita ha fatto anche 1 su 2 tiri liberi. Quindi aveva portato le paste. Ha esordito, no, male, deve ancora portarle. C'è stata un'assenza non giustificata e quindi ancora manchiamo delle paste. Comunque abbiamo squadre Under 17, Under 15 sulle quali vogliamo lavorare, per ultima anche l'Under 15 Eccellenza che prossimamente diventerà Under 17, e sulle quali ci sono alcuni elementi, nelle quali ci sono alcuni elementi sui quali vogliamo lavorare, chiaramente con l'aspettativa di poterli dopo inserire in prima squadra. Perfetto. Filippo, settore giovanile A+, voi avete un progetto abbastanza di ampie vedute, no? Ampie vedute, coordinato da Paolo Nobile, e speriamo, insomma, come dicevi tu, è un progetto a lungo termine. Quest'anno mi preme sottolineare. Filippo, ti fermo un attimo perché abbiamo al telefono Paolo Pressacco. Buonasera Paolo. Sì, ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Allora, Under 19, concentramenti, Benetton Treviso, oggi vittoriosa mi sembra, vero, se ho letto bene i risultati su internet? Sì, abbiamo vinto la prima partita contro Pesaro, direi abbastanza bene, giocando un'ottima partita in attacco e abbastanza attenti in difesa, insomma il divario è stato elevato alla fine, forse un po' i ragazzi di Pesaro nell'ultimo quarto hanno un po' mollato. Pesaro era tra l'altro padrona di casa perché giocate veramente a Pesaro, sì. Nell'hangar di Viale dei Partigiani, è vero? Sì, quindi si respira. Esatto. Siamo adesso qui alla presentazione ufficiale, diciamo, di tutte le squadre al palazzetto mitico di Viale dei Partigiani. Molto bene. Domani contro chi giocate? Abbiamo vinto il primo scudetto della storia Benetton nel 1992. È vero, anche questo me lo ricordo, con Vini Del Negro e Tony Cuco, è vero. Esatto. E domani contro chi giocate, Paolo? Domani giochiamo alle 11 proprio qui in questo palazzetto contro l'Armani Jeans che ha vinto contro Brindisi. Molto bene, quindi contiamo magari di sentirci non sicuramente nel domani o dopodomani ma nei prossimi giorni e speriamo di vedervi a Udine per le finali scudetto. In bocca al lupo. Va bene, grazie dell'attenzione, ci fa piacere, senz'altro siamo a disposizione. Siamo assolutamente qua per quello. Speriamo di arrivare a Udine. Appunto, è quello l'obiettivo. Grazie a Paolo Pressacco e in bocca al lupo. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera, quindi Benetton Treviso vittoriosa, mi sembra da internet che abbia vinto anche la Reyer Venezia, abbiamo qui 2 reierini, è vero, voi sbandierate sia Marco Manin sia Andrea Federboschi le vostre origini reierine. Sì, è vero. Reyer da una parte, Benetton dall'altra, è vero? Ci sono questi 2 mondi contrapposti. Sì, insomma, diciamo così, il campanile fa sì che Venezia e Treviso abbiano sempre giocato dei gran derby e la rivalità sia sempre stata molto accesa. Noi abbiamo fatto parte della Reyer del passato, fatalità adesso nella Reyer ci sono parecchi trevigiani, quindi la cosa si è un po' mescolata. Insomma, E gli ex reierini tipo delle Spinis vanno al Pool Venezia, esatto. Quindi, insomma vi ritrovate lì, è tutto un filo che si unisce. Ma l'importante è che i personaggi importanti e quelli che effettivamente hanno fatto la storia del basket continuino a farla, questo è l'assunto principale. Allora, speriamo che la regia riesca a mettersi in contatto anche con Stefano Comuzzo, coach della Acegas APS Trieste. Nel frattempo io continuo a coinvolgere i miei ospiti, stava parlando Filippo Tabacchi, settore giovanile APU, progetto di ampio respiro, Paolo Nobile responsabile. Tutta la Bassa Friulana. Tutta la Bassa Friulana, abbiamo una buona collaborazione anche con Feletto. Mi premeva sottolineare, come accennava prima Alberto Bolla e i suoi giocatori, noi quest'anno abbiamo acquistato a titolo definitivo un giocatore che merita veramente
un applauso, che è David Paunovic. Lui tra maggio e giugno dovrà operarsi, alla fine di giugno scusa, si opererà al ginocchio. È un giocatore veramente bravo, votato al sacrificio, e sicuramente secondo me diventerà non un fenomeno, non è un fenomeno, ma un buon giocatore di Serie B. Un solido giocatore su cui si possa contare anche in campionato. Assolutamente sì. Un bocca al lupo anche a David per il suo, appunto, insomma, fine giugno ha detto... Fine giugno deve operarsi al ginocchio. Ok, quindi insomma lo vediamo sicuramente al via nella prossima stagione. Abbiamo in linea Stefano Comuzzo. Buonasera coach. Stefano? Siete pronti? Buonasera. Eccoci qua. Allora, buonasera Stefano Comuzzo. Come è andata oggi la partita della Cegas? Allora, bene perché abbiamo vinto. Una partita che era iniziata nel migliore dei modi e poi si è complicata strada facendo. Sinceramente abbiamo giocato molto a fiammate, ad ondate. Abbiamo giocato dei tratti benissimo e anche dei tratti di apparamento totale. Sì. Diciamo che la partita è sempre stata sotto controllo, si sono avvicinati soltanto negli ultimi, a un minuto dalla fine, che sono arrivati a 3 punti di distanza, un tiro, ma sostanzialmente con la palla in mano nostra non hanno mai avuto la palla per pareggiare o per avvicinarsi. Avevamo durante l'altra gara avuto anche dei vantaggi importanti, anche 17 punti, e che poi abbiamo fatto con dei momenti di apparamento che speriamo non accadano più. Ok, coach, hai visto anche le altre avversarie? Come sono i rapporti di forza? Ce la fate ad arrivare a qualificarvi per l'Udine? Ma domani giochiamo con Palestrina, che è sicuramente penso una delle squadre migliori di questi concentramenti. Secondo me il girone è molto equilibrato, perché sia Palestrina sia Montecatini sono 2 squadre ostiche e secondo me saranno tutte partite tirate. Mi auguro di sì. Quindi già domani comunque è una partita chiave, no? Scusate, non vi ho sentito. Sì, già domani è la partita chiave, quindi con Palestrina. Domani è la partita chiave, sì. Domani è la partita chiave con Palestrina. È chiaro che dopo, per il gioco delle differenze canestri delle classifiche avulse, sono tutte 2 partite delicate, nel senso che spesso questi concentramenti si decidono anche alla differenza canestri, per cui bisogna stare molto attenti anche a quelle cose. È chiaro. Coach, ti chiedo un'ultima informazione riguardo alla prima squadra. La Cegas Trieste sarà in semifinale playoff. Quali le ambizioni della squadra di Dalmasson? Ma le ambizioni sono quelle di giocare tutte le carte che abbiamo a disposizione per fare i playoff migliori possibili. Abbiamo abituato la squadra, siamo abituati a pensare partita per partita, l'abbiamo fatto per tutto l'anno ed è stata una cosa che ci ha pagato obiettivi troppo grossi senza neanche porci limiti. Secondo me questa è una squadra contro la quale è difficile giocare, perché siamo tosti, perché difendiamo, perché non vogliamo mai. A scapito anche di talento di giocatori più importanti che altre formazioni hanno. Per cui vogliamo giocarci tutte le nostre carte con grande tranquillità, con grande serenità e secondo me nessun traguardo è precluso. E allora coach, in bocca al lupo alla Cegas sia per quanto riguarda l'Under 19 sia per la prima squadra, ci risentiamo e speriamo di vederti a Udine. Vi ringrazio, crepi il lupo e buon lavoro a tutti. Grazie a Stefano Comuzzo, complimenti alla Cegas APS Trieste, quindi vittoriosa oggi nella prima giornata dei concentramenti interzone a Pesaro. Gara dei partigiani, io ero bambino, mi ricordo partite strepitose, no? Tra la Scavodini, la Benetton, insomma altri tempi, altro basket probabilmente, però insomma sempre lo stesso fascino, vero coach? Voi che tra l'altro giocate a Canaleggio? Noi giochiamo a Sant'Alvise. Sant'Alvise. Sì. E com'è l'ambiente, i tifosi vi seguono in veneziano? Un po' difficile. Sicuramente i risultati aiutano ad avere un po' più seguito. Quest'anno non c'è un grandissimo flusso perché insomma non è neanche così tanto semplice raggiungersi, soprattutto per quelli che vengono da terraferma. C'è un quarto d'ora di camminata per le calli di Venezia prima di raggiungere la palestra. Capito. Però si parlava prima che Pul Venezia, la Gemini, ha ambizioni magari di trovare la serie di categoria. A quel punto la logistica come si disporrebbe? Ma l'ambizione penso che sia una parola un po' grossa, diciamo anche noi, un po' collegandomi anche alla telefonata precedente, anche noi viviamo un pochettino la situazione della giornata e non abbiamo
e non ci siamo posti obiettivi di questo tipo qua. È chiaro che comunque qualora ci fosse questa possibilità si dovrà rivalutare un pochettino anche la posizione eventualmente logistica del palazzetto. L'Arsenale piuttosto che qualcosa. L'Arsenale potrebbe essere un'ipotesi. Ricordo che negli anni che furono, ormai parliamo di 15-20 anni fa, anche solo l'idea di andare a fare degli allenamenti all'Arsenale con la squadra della Reyer era un'impresa, perché gli americani ma anche gli italiani preferivano comunque allenarsi di terraferma. Non è tanto agibile e facile da raggiungere l'Arsenale, diventa ancora più complicato. È una cosa alla quale per adesso non pensiamo, ma ci penseremo probabilmente se ci sarà bisogno. Ma da appassionato di basket, da bambino sono andato più volte all'Arsenale, ci tornerei a piedi partendo da qua ogni volta. È qualcosa che lascia sempre una sensazione incredibile. Siamo quasi ci avviciniamo al termine della trasmissione, siamo addirittura d'arrivo, abbiamo esaurito il parco delle telefonate, per cui adesso coinvolgo i miei ospiti, perché sapete che qui al FG Sport Channel ci piace sentire pronostici concreti, anche senza troppi giri di parole, per cui ognuno di voi adesso mi dovrà dire che cosa si aspetta dagli impegni che le vostre squadre sosterranno nei prossimi fine settimana, dando un'occhiata anche magari ai turni successivi. Per cui cominciamo con Marco Chivilò. Allora, playout. Mi aspetto di salvarmi. Conto, a prescindere che siano 2 o 3 partite, L'obiettivo dei playout è la salvezza. L'elemento a cui dovete fare più attenzione per quanto riguarda Roncade? Ma noi la partita di ritorno l'abbiamo affrontati senza Cadorin, che per loro è una grossa... Cadorin che è il playmaker, no? Sì. Che se non c'è lui fanno molto più fatica e la squadra gioca in maniera diversa. Adesso non so le sue condizioni fisiche, ultimamente aveva giocato poco. D'altra parte noi abbiamo Fazzi che sta giocando pochissimo per vari infortuni durante le partite, Benigni con un ginocchio bloccato. Abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, dopo abbiamo ricominciato a avere assenze. Per noi sarebbe già importante essere tutti. Tu sei tesserato per la... No, costa troppo. Sì, perché pare vero, devi pagare il parametro, non sono proprietà vis, costa il parametro. Vabbè, puoi vendere la moto e con quello, no, alla fine... Ormai non si può più, per fortuna. Non si può più, mercato chiuso. Mercato chiusissimo. È così. Mentre cos'è un elemento dello Spilimbergo su cui Roncade deve fare parecchia attenzione, perché voi contate che possa essere il vostro punto di forza? Ma che deve essere la difesa e l'aggressività, perché altrimenti facciamo molta fatica. Noi dobbiamo sfruttare le nostre caratteristiche, dobbiamo mettere in condizioni Fazzi di far canestro, dobbiamo servire la palla sotto all'ultimo arrivato Passaglia, perché ha dimostrato di saper realizzare che di saper far giocare i compagni. Dobbiamo sfruttare l'atletismo di Braidot, dobbiamo essere precisi e perfetti per poter uscire indenni da questi play-out. Pagnolo come sta? Che ha avuto anche Pagnolo sta bene, ha recuperato, adesso ha già 3 partite che gioca, ha voglia perché è stato fermo tanto tempo. Potrebbe essere anche quello un cambio di velocità importante per noi. Una variabile importante. Coach Romanin. Tanto Coach Ferraboschi non ti ascolta. Io prendo la nota. Beh, io credo che il nostro sia un quarto di finale, mi aspetto assolutamente molto equilibrato. C'è qualcuno che l'ha dipinto come la gioventù di Pordenone contro l'esperienza di Venezia. Sì, in effetti è la verità. Noi siamo sicuramente la squadra con l'età media più bassa del campionato. Loro non so se sono quella con quella più alta, ma sicuramente con una delle età medie più alte. Prego? No, non credo, forse avevo fatto dei calcoli, adesso mi sfugge, ma non credo che siano loro. Comunque sono diciamo, la squadra più vecchia. Forse Marghera. Sono una delle squadre più esperte del campionato. È la verità, è la partita della gioventù contro l'esperienza, e quindi un turno anche difficilmente, diciamo, scautizzabile sotto certi punti di vista. Ripeto quello che ho detto prima, Venezia è una squadra molto forte, arriva da 10 vittorie consecutive, composta da giocatori molto esperti, abituati
abituati da sempre a giocare queste partite, gente che ha vinto campionati, che quindi diciamo un turno di questo tipo per loro da un punto di vista emotivo grossi problemi non ne può avere. Noi dal canto nostro venderemo cara la pelle, cercheremo ovviamente di fare tutto quello che è possibile per poter andare in semifinale e quindi sicuramente diciamo il nostro obiettivo è superare il turno, anche se ripeto abbiamo di fronte un avversario veramente molto tosto. Si può dire che punterai tutto sul dinamismo, sulla velocità, su proprio il ritmo di gioco per cercare di sfiancarlo? Ma io credo francamente che questi sono un po' discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano, perché poi anche il dinamismo, la corsa sono cose che dipendono da come tu giochi tatticamente e da come l'avversario ti permette di giocare tatticamente. Di conseguenza Venezia, giocatori di esperienza, dire correre è bello, poi farlo non è così semplice, quindi le partite avranno motivi tattici probabilmente diversi rispetto alla corsa e chi tatticamente interpreterà meglio questo turno probabilmente passerà. Coach Ferraboschi. Mi sento di condividere quello che dice Marco. Al contrario. Al contrario, sì, in effetti. Rimaniamo sul fatto che a livello di playoff soprattutto l'aspetto tecnico di solito tende ad avere meno peso rispetto all'aspetto motivazionale, all'aspetto della condizione atletica con cui si arriva e rispetto anche a un pizzico di fortuna che bisogna avere. Quindi concordo sul fatto che sarà equilibrata, sarà una partita dove si dovrà studiare, dove come hai detto prima, anche come anticipato, per quanto riguarda il discorso velocità, atletismo, aggressività, sono tutte cose che andranno analizzate e come ha detto Marco prima, sarà la squadra che riuscirà meglio ad interpretare i punti deboli contro cui giocare, che riuscirà a strappare il risultato. Siete d'accordo, Ferraboschi e Manin, che il fattore campo in questa serie conta relativamente? Perché voi siete reduci da 10 vittorie consecutive, il sistema comunque non ha una grande difficoltà di rendimento tra casa e trasferta. C'entra qualcosa? In questo caso mi permetto di dire forse che l'aspetto del campo un po' ci sfavorisce, almeno nel mio caso personale, perché appunto come dicevo prima Venezia, almeno per adesso quest'anno non è risultato un fortino da un punto di vista dell'apporto del pubblico. Al contrario, una piazza come Pordenone è sicuramente una piazza che si fa sentire e che trasmette proprio in campo la presenza come sesto uomo di un pubblico partecipante. Questo sicuramente ci sfavorirà. Questo non solo quindi in questa partita, ma eventualmente anche se dovessimo avere la possibilità di farne altre. L'aspetto del campo è un aspetto che in questo caso qui ha un certo valore per me. Filippo. Sulla falsariga di quello che diceva coach Ferraboschi, anche noi non vedo come fattore campo tra noi e Rovereto grosse differenze. Non hanno un grosso seguito loro, noi abbiamo deluso, ahimè, molti nostri tifosi quest'anno giocando un campionato. Ma magari può essere questa l'occasione per riempire, per magari chiamare un po' a raccolta i nostri tifosi. Rovereto è una squadra che ha in questo playmaker Pappalardo il punto di forza. A me piace molto anche Fevola, questo giocatore particolarmente duttile. Vedremo, noi dobbiamo tirar fuori tutto il meglio e tutto quello che noi magari non siamo riusciti a esprimerci come avremmo voluto e adesso, dato che sono partite dentro e fuori, non abbiamo più alibi. Condizioni fisiche di Vecchietta e Gonzo, che sono quelli più... Gonzo io ultimamente l'ho visto più con la giacca che non con la maglietta da pallacanestro, purtroppo. Lui è un giocatore per noi fondamentale, ci tiene tantissimo. Ha questo dolore che perdura da parecchio tempo al piede destro. Sono sicuro che data anche la sua grande voglia di giocare, di dare il suo apporto, non sentirà dolore, diciamo, e scenderà in campo comunque e speriamo di averlo insomma almeno a un 60-70%. Vecchietta ha rotto il naso proprio contro Roncade, ma anche lui insomma non è di primo pelo e quindi scenderà in campo aiutando, però, sì. Mascherato o non mascherato, comunque lui
ci sarà e speriamo di avere perché sono giocatori fondamentali. Si gioca la prima a Rovereto, poi mercoledì prossimo, giovedì al Carnera e poi io spero di non tornare a Rovereto, speriamo insomma. Ok. Microfono ad Alberto Bolla, perché la Caligaris è seconda contro settima, avete vantaggio del fattore campo, vantaggio del pronostico, come la vedi? Abbiamo tutti questi vantaggi, però dopo alla fine bisogna dimostrarlo sul campo, Certo. che effettivamente meritiamo quello che ci siamo guadagnati durante la stagione. Sarà un primo turno playoff dove io penso che al di là di quelli che possono essere gli aspetti tattici conteranno in realtà poche cose però fatte bene. Sei d'accordo se dico che Fossombrone è una di quelle delle peggiori che potevate trovare come abbinamento? Io penso che Fossombrone onestamente io la metto sul pari come anche Montegranaro, che ha alcuni giocatori di forza per loro molto importanti, piuttosto che eventualmente noi abbiamo rischiato di poter prendere praticamente tutti nell'ultima giornata, visto che si sono alternati dei risultati, vittorie in casa, vittorie in trasferta. Secondo me più o meno si equivalgono ai vari Fossombrone piuttosto che Montegranaro. E sicuramente dobbiamo dare continuità, dovremmo dimostrare che la nostra buona stagione, ottima stagione che ci ha regalato il secondo posto non finirà adesso ma andrà avanti. Ma mi chiedo, c'era Fabiano Livoni qua, l'ultima puntata che abbiamo fatto in diretta, ho provato anche a stuzzicare, ma Fabiano, insomma, le ambizioni, magari se vincete, se così, Fabiano, no, giochiamo partita dopo partita, non si è sbilanciato, però insomma, nella pallacanestro vince chi la butta dentro. Il nostro general manager è notoriamente abbastanza scaramantico. È molto scaramantico. Io in realtà sei scaramantico di lui? Io di mio non sono salutiamo scaramantico. Fabiano intanto. Sì. Io di mio non sono scaramantico, più che la scaramanzia a me conta effettivamente capire cosa si riesce a mettere in campo a livello sicuramente di motivazioni e a livello... Questo dico, quest'anno effettivamente la Caligaris ha dimostrato di avere 1, 2, 3 marce in più rispetto agli altri, forse non rispetto a Ferrara ma rispetto a tanti altri, per cui perché non sfruttare questa occasione? Noi non ci siamo posti obiettivi in tal senso, o meglio l'obiettivo nostro è riuscire a coronare tutto quello che di buono abbiamo fatto e come ho anche detto in presentazione alla partita con Ferrara, il nostro spiccio è comunque quello di ritrovarci a combattere con Ferrara per speriamo una finale di campionato. Bene, questo mi piace. Facciamo ancora 3 minuti a visuale regia così poi grazie, ok? Proseguiamo ancora. Allora, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, chiedo a Marco Chivilò qual è la tua favorita per la promozione tra Caligaris, Ferrara e tutte le altre squadre del playoff? Non vale gufare. No, a me, secondo me Ferrara è un po' più forte delle altre dal punto di vista della completezza dell'organico e dei giocatori. Quello che mi ha impressionato di Corno quest'anno è il killer instinct che hanno avuto in tantissime partite, anche contro di noi, sia a Cividale che a Spilimbergo. Quando devono far canestro, fanno canestro. E l'hanno dimostrato con noi, siamo andati sotto di 20, siamo tornati a 3 punti e loro 3 azioni hanno richiuso la partita sia a Cividale che a Spilimbergo. Quello è forse quello che potrebbe far sbilanciare la bilancia. A proposito Alberto, giocherete sempre a Corno oppure fate di playoff a Cividale? Corno. Tutti a Corno, fino all'eventuale finale? Sì. Ok, sì, anche perché comunque l'esperimento di Cividale secondo me è stato fantastico. Decisamente. Da un punto di vista logistico ineccepibile, perché avete avuto più gente. Forse da un punto di vista sportivo molto coraggioso, ma ha pagato. Direi di sì. Siamo molto contenti di questa cosa, ringraziamo sicuramente noi come squadra, ringraziamo sicuramente la società, ma ringraziamo anche il Comune di Cividale per la possibilità che ci hanno dato di poter giocare in un palazzetto probabilmente anche di sede superiore. L'apporto di pubblico è stato importante, abbiamo fatto sicuramente più pubblico, non solo perché erano dei derby chiaramente, ma comunque abbiamo fatto più pubblico rispetto a casa, ma Corno, ed è stata molto, molto stimolante e molto coreografica. Per i playoff resteremo a Corno anche perché bisogna considerare un aspetto pratico, ovvero sia che noi ci alleniamo a Corno e di conseguenza per noi è importante. È importante. Parlavo col sindaco di Spilimbergo, mi diceva che devono ampliare la favorita, è vero? O c'è questa previsione? Speriamo, perché stanno togliendo palestre su Spilimbergo, se ne fanno una in più non sarebbe una brutta cosa. Ampliare per la sport? No, ampliare no, devono fare dei lavori di
messa in regola, diciamo, perché mancano certe uscite di sicurezza, mancano un po' di cose, comunque sì, ci sono un programma dei lavori al palazzetto. Sì. Ok, mentre per quanto riguarda la società, il programma è quello di? Il programma è di restare in DNB. Sì. Se non dovesse succedere non cambierà moltissimo, nel senso che la società strutturata come è strutturata resterà lì, resterà in C, in B. La struttura è solida, voglio dire. Detto non ufficialmente, perché è chiaro che ci sono rumors e così, mi pare che mai come quest'anno si possa dire che chi retrocede tranquillamente torna su. Sì. No, viene ripescato, anche questo è un altro aspetto che meriterebbe un'altra puntata, faremo un'altra volta. Sì, ma non è pallacanestro, è un'altra cosa. Sì. Tra l'altro è anche brutto, no, coach? Cioè, parlare per 9 mesi di basket giocato in palestra così, poi alla fine, nel giro di 15 giorni, tutto spazzato. Anche se noi abbiamo già approfittato un anno sì, un anno no. Però voglio dire, se c'è questa realtà, perché non approfittarne alla fine? Dal punto di vista sportivo, però, è una situazione un po' così. Non simpatica. Non simpatica. Marco Romanin, a parte il PN, chi è la favorita per la promozione dalla DNC alla DNB? Adesso dimmi Venezia, perché... No, francamente io dico quello che ho detto fin da quest'estate, io credo che Marghera sia la squadra da battere, per struttura di squadra, per l'esperienza del coach Daniele Rubini, che campionati come questi ne ha vinti tanti, per il campo, che è un campo particolarmente difficile, andare a vincere a Marghera non è così semplice anche dal punto di vista logistico, è la squadra che ha vinto la stagione regolare e di conseguenza i favori del pronostico secondo me sono di Marghera. Detto questo, io credo che le prime 6 squadre tranquillamente, ciascuna di queste 6 possa ambire possa avere delle ambizioni diciamo così, di risultato finale, però francamente io credo che Marghera sia sicuramente la squadra da battere. Sì, io sento dei rumori dal piano di sopra, non è che fossero gli UFO che vengono a verificare cosa stiamo facendo. Coach Ferraboschi, o qualcuno del Marghera che può darsi che sta orientando, insomma, sta prendendo. Tua favorita per la promozione? Non dimmi pure no. No, comunque ecco, ad esempio anche l'ultima partita di campionato, quella tra Marghera e Caorle, ha dimostrato che tutto è possibile. Vedo Caorle in un bel momento, onestamente, e quindi non è facile. Direi forse è più giusto rimanere su quello che ha detto Marco, cioè sulle prime 6 che hanno una marcia in più rispetto alle altre per poter ottenere anche un risultato di prestigio. Qualcosa in meno come possibilità per Cormons e per Cittadella, che a mio giudizio comunque hanno espletato un campionato super positivo e mi sento anche di dire forse tra le migliori sorprese del campionato insieme a Pordenone, e questo lo dico non perché c'è Marco qua, ma gliel'ho già detto poco tempo fa quando l'ho incontrato in un torneo. Molto bene. Filippo Tabacchi, la tua favorita dalla DNB, siamo quasi in chiusura? Ferrara mi colpì già all'inizio del campionato con questo entusiasmo di questa città, oltre 1300 abbonati, un'organizzazione sicuramente ancora di Serie A. Io dico Ferrara, così anche non gufo. Alberto, Flash? Ferrara è una situazione in cui probabilmente tutti vorrebbero essere, cioè poter vincere un campionato, per l'amor di Dio, però dico così, non è facile essere vincenti con il favore del pronostico, chiaro. Non è facile. E quindi pronti ad approfittare. Dovranno essere bravi, possono esserlo, ma dovranno conquistarsela comunque sul campo. Assolutamente, sono d'accordissimo. Siamo in chiusura, perché io ringrazio Marco Chividò, Marco Romanin, Andrea Ferraboschi, Filippo Tabacchi e Alberto Bolla. In bocca al lupo generale a tutti, conto di rivedervi qui nelle prossime puntate di Assist per festeggiare qualche risultato positivo. Noi ci vediamo nella prossima occasione in cui saremo in diretta, sicuramente sabato prossimo alle ore 21 con Sport Life, ci sarà la pallamano femminile dell'Atomat, per cui insomma spaziamo da uno sport all'altro e... Occhio che su FVG Sport Channel c'è sempre tanto basket, finale nazionale alle 19, playoff di tutti i campionati e chiaramente saremo qui giorno per giorno, 24 ore su 24 per raccontarvi. Ragazzi, grazie, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima occasione. Amici
Il Fabio Del Bianco è un giocatore che gioca nell'Under 19 di Cormons e si allena regolarmente con la B2, con la B dilettanti, e in 2 partite è stato convocato e in una partita ha fatto anche 1 su 2 tiri liberi. Quindi aveva portato le paste. Ha esordito, no, male, deve ancora portarle. C'è stata un'assenza non giustificata e quindi ancora manchiamo delle paste. Comunque abbiamo squadre Under 17, Under 15 sulle quali vogliamo lavorare, per ultima anche l'Under 15 Eccellenza, che prossimamente diventerà Under 17, e sulle quali ci sono alcuni elementi, nelle quali ci sono alcuni elementi sui quali vogliamo lavorare, chiaramente con l'aspettativa di poterli dopo inserire in prima squadra. Perfetto. Filippo, settore giovanile A+, voi avete un progetto abbastanza di ampie vedute, no? Ampie vedute, coordinato da Paolo Nobile, e speriamo, insomma, come dicevi tu, è un progetto a lungo termine. Quest'anno mi preme sottolineare. Filippo, ti fermo un attimo perché abbiamo al telefono Paolo Pressacco. Buonasera Paolo. Sì, ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Allora, Under 19, concentramenti, Benetton Treviso, oggi vittoriosa mi sembra, vero se ho letto bene i risultati su internet? Sì, abbiamo vinto la prima partita contro Pesaro, direi abbastanza bene, giocando un'ottima partita in attacco e abbastanza attenti in difesa, insomma il divario è stato elevato alla fine, forse un po' i ragazzi di Pesaro nell'ultimo quarto hanno un po' mollato. Pesaro era tra l'altro padrona di casa perché giocate veramente a Pesaro, nell'hangar di Viale dei Partigiani, è vero? Sì, quindi si respira. Esatto. Siamo adesso qui alla presentazione ufficiale, diciamo, di tutte le squadre al palazzetto mitico di Viale dei Partigiani. Molto bene. Domani contro chi giocate? Abbiamo vinto il primo scudetto della storia Benetton nel 1992. È vero, anche questo me lo ricordo, con Vini Del Nero e Tony Cuco, è vero. Esatto. E domani contro chi giocate, Paolo? Domani giochiamo alle 11 proprio qui in questo palazzetto contro l'Armani Jeans che ha vinto contro Brindisi. Molto bene, quindi contiamo magari di sentirci non sicuramente nel domani o dopodomani ma nei prossimi giorni e speriamo di vedervi a Udine per le finali scudetto. In bocca al lupo. Va bene, grazie dell'attenzione, ci fa piacere, senz'altro siamo a disposizione. Siamo assolutamente qua per quello. Speriamo di arrivare a Udine. Appunto, è quello l'obiettivo. Grazie a Paolo Pressacco e in bocca al lupo. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera, quindi Benetton Treviso vittoriosa, mi sembra da internet che abbia vinto anche la Reyer Venezia, abbiamo qui 2 reierini, è vero, voi sbandierate sia Marco Manin sia Andrea Federboschi le vostre origini reierine. Sì, è vero. Reyer da una parte, Benetton dall'altra, è vero? Ci sono questi 2 mondi contrapposti. Sì, insomma, diciamo così, il campanile fa sì che Venezia e Treviso abbiano sempre giocato dei gran derby e la rivalità sia sempre stata molto accesa. Noi abbiamo fatto parte dell'area del passato, fatalità adesso nella Reyer ci sono parecchi trevigiani, quindi la cosa si è un po' mescolata. Insomma, E gli ex reierini tipo delle Spinis vanno al Pool Venezia, esatto. Quindi, insomma, vi ritrovate lì, è tutto un filo che si unisce. Ma l'importante è che i personaggi importanti e quelli che effettivamente hanno fatto la storia del basket continuino a farla, questo è l'assunto principale. Allora, speriamo che la regia riesca a mettersi in contatto anche con Stefano Comuzzo, coach della Acegas APS Trieste. Nel frattempo io continuo a coinvolgere i miei ospiti, stava parlando Filippo Tabacchi, settore giovanile APU, progetto di ampio respiro, Paolo Nobile responsabile. Tutta la Bassa Friulana. Tutta la Bassa Friulana, abbiamo una buona collaborazione anche con Feletto. Mi premeva sottolineare, come accennava prima Alberto Bolla e i suoi giocatori, noi quest'anno abbiamo acquistato a titolo definitivo un giocatore che merita veramente un applauso, che è David Paunovic. Lui tra maggio e giugno dovrà operarsi, alla fine di giugno si opererà al ginocchio. È un giocatore veramente bravo, votato al sacrificio e sicuramente secondo me diventerà non un fenomeno, non è un fenomeno, ma un buon giocatore di Serie B. Un solido giocatore su cui si possa contare anche in campionato. Assolutamente sì. In bocca al lupo anche a David per il suo, appunto, insomma, fine giugno ha detto... Fine giugno doveva operarsi al ginocchio. Ok, quindi insomma lo vediamo sicuramente al via nella prossima stagione. Abbiamo in linea Stefano Comuzzo, buonasera coach. Stefano?
Pronti? Buonasera. Eccoci qua. Allora, buonasera Stefano Comuzzo. Come è andata oggi la partita della Cegas? Allora, bene perché abbiamo vinto. Una partita che era iniziata nel migliore dei modi e poi si è complicata strada facendo. Sinceramente abbiamo giocato molto a fiammate, ad ondate. Abbiamo giocato dei tratti benissimo e anche dei tratti di apparamento totale. Sì. Diciamo che la partita è sempre stata sotto controllo, loro si sono avvicinati soltanto negli ultimi, a un minuto dalla fine, che sono arrivati a 3 punti di distanza, un tiro, ma sostanzialmente con la palla in mano nostra non hanno mai avuto la palla per pareggiare o per avvicinarsi. Avevamo durante l'altra gara avuto anche dei vantaggi importanti, anche 17 punti, e che poi abbiamo fatto con dei momenti di apparamento che speriamo non accadano più. Ok, coach, hai visto anche le altre avversarie? Come sono i rapporti di forza? Ce la fate ad arrivare a qualificarvi per l'Udine? Ma domani giochiamo con Palestrina, che è sicuramente penso una delle squadre migliori di questi concentramenti. Sì. Secondo me il girone è molto equilibrato, perché sia Palestrina sia Montecatini sono 2 squadre ostiche e secondo me saranno tutte partite tirate. Mi auguro di sì. Quindi già domani comunque è una partita chiave, no? Scusate, non vi ho sentito. Sì, già domani è la partita chiave, quindi con Palestrina. Domani è la partita chiave, sì. Domani è la partita chiave con Palestrina. È chiaro che dopo, per il gioco delle differenze canestri delle classifiche avulse, sono tutte e 2 partite delicate, nel senso che spesso questi concentramenti si distinguono anche la differenza canestri, per cui bisogna stare molto attenti anche a quelle cose. È chiaro. Coach, ti chiedo un'ultima informazione riguardo alla prima squadra. La Cegas Trieste sarà in semifinale playoff. Quali le ambizioni della squadra di Dalmasson? Ma le ambizioni sono quelle di giocare tutte le carte che abbiamo a disposizione per fare i playoff migliori possibili. Sì. Abbiamo abituato la squadra, siamo abituati a pensare partita per partita, l'abbiamo fatto per tutto l'anno ed è stata una cosa che ci ha pagato obiettivi troppo grossi senza neanche porci limiti. Secondo me questa è una squadra contro la quale è difficile giocare, perché siamo tosti, perché difendiamo, perché non vogliamo mai. A scapito anche di talento di giocatori più importanti che altre formazioni hanno. Per cui vogliamo giocarci tutte le nostre carte con grande tranquillità, con grande serenità e secondo me nessun traguardo è precluso. E allora coach, in bocca al lupo alla Cegas sia per quanto riguarda l'Under 19 sia per la prima squadra, ci risentiamo e speriamo di vederti a Udine. Vi ringrazio, crepi il lupo e buon lavoro a tutti. Grazie a Stefano Comuzzo, complimenti alla Cegas APS Trieste, quindi vittoriosa oggi nella prima giornata dei concentramenti interzone a Pesaro. Gara dei partigiani, Anga, io ero bambino, mi ricordo partite strepitose, no? Tra la Scavodini, la Benetton, insomma altri tempi, altro basket probabilmente, però insomma sempre lo stesso fascino, vero coach? Voi che tra l'altro giocate a Canaleggio? Noi giochiamo a Sant'Alvise. Sant'Alvise. Sì. E com'è l'ambiente, i tifosi li seguono il veneziano? Un po' difficile. Sicuramente i risultati aiutano ad avere un po' più seguito. Quest'anno non c'è un grandissimo flusso perché insomma non è neanche così tanto semplice raggiungersi, soprattutto per quelli che vengono da terraferma. C'è un quarto d'ora di camminata per le calli di Venezia prima di raggiungere la palestra. Capito. Però si parlava prima che Pul Venezia da Gemini ha ambizioni magari di trovare la serie di categoria. A quel punto la logistica come si disporrebbe? Ma l'ambizione penso che sia una parola un po' grossa, diciamo anche noi un po', collegandomi anche alla telefonata precedente, anche noi viviamo un pochettino la situazione della giornata e non ci siamo posti obiettivi di questo tipo qua. È chiaro che comunque qualora ci fosse questa possibilità si dovrà rivalutare un pochettino anche la posizione eventualmente logistica del palazzetto. Cioè l'Arsenale piuttosto che qualcosa? L'Arsenale potrebbe essere un'ipotesi. Ricordo che negli anni che furono, ormai parliamo di 15-20 anni fa, anche solo l'idea di andare a fare degli allenamenti all'Arsenale con la squadra della Reyer era un'impresa, perché gli americani ma anche gli italiani preferivano comunque allenarsi di terraferma.
non è tanto agibile e facile da raggiungere l'Arsenale, diventa ancora più complicato. È una cosa che alla quale per adesso non pensiamo, ma ci penseremo probabilmente se ci sarà bisogno. Ma da appassionato di basket, da bambino sono andato più volte all'Arsenale, ci tornerei a piedi partendo da qua ogni volta. È qualcosa che lascia sempre una sensazione incredibile. Siamo quasi ci avviciniamo al termine della trasmissione, siamo addirittura d'arrivo, abbiamo esaurito il parco delle telefonate, per cui adesso coinvolgo i miei ospiti perché sapete che qui a FG Sport Channel ci piace sentire pronostici concreti anche senza troppi giri di parole, per cui ognuno di voi adesso mi dovrà dire che cosa si aspetta dagli impegni che le vostre squadre sosterranno nei prossimi fine settimana, dando un'occhiata anche magari ai turni successivi. Per cui cominciamo con Marco Chivilò. Allora, playout. Mi aspetto di salvarmi. Conto, a prescindere che siano 2 o 3 partite, L'obiettivo dei play-out è la salvezza. L'elemento a cui dovete fare più attenzione per quanto riguarda Roncade? Ma noi la partita di ritorno l'abbiamo affrontati senza Cadorin, che per loro è una grossa... Cadorin che è il playmaker, no? Sì. Che se non c'è lui fanno molto più fatica e la squadra gioca in maniera diversa. Adesso non so le sue condizioni fisiche, ultimamente aveva giocato poco. D'altra parte noi abbiamo Fazzi che sta giocando pochissimo per vari infortuni durante le partite, Benigni con un ginocchio bloccato. Abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, dopo abbiamo ricominciato a avere assenze. Per noi sarebbe già importante essere tutti. Tu sei tesserato per la... No, costo troppo. Sì, perché pare vero, devi pagare il parametro, non sono proprietà vis, costa il parametro. Vabbè, puoi vendere la moto e con quello, alla fine... Ormai non si può più, per fortuna. Non si può più, mercato chiuso. Mercato chiusissimo. È così. Mentre cos'è un elemento dello Spilimbergo su cui Roncade deve fare parecchia attenzione perché voi contate che possa essere il vostro punto di forza? Ma che deve essere la difesa e l'aggressività, perché altrimenti facciamo molta fatica. Noi dobbiamo sfruttare le nostre caratteristiche, dobbiamo mettere in condizioni Fazzi di far canestro, dobbiamo servire la palla sotto all'ultimo arrivato Passaglia, perché ha dimostrato di saper realizzare che di saper far giocare i compagni. Dobbiamo sfruttare l'atletismo di Braidot, dobbiamo essere precisi e perfetti per poter uscire indenni da questi play-out. Pagnolo come sta? Che ha avuto anche Pagnolo sta bene, ha recuperato, adesso ha già 3 partite che gioca, ha voglia perché è stato fermo tanto tempo. Potrebbe essere anche quello un cambio di velocità importante per noi. Una variabile importante. Coach Romanin. Tanto coach Ferraboschi non ti ascolta. Io prendo nota. Io credo che il nostro sia un quarto di finale, mi aspetto assolutamente molto equilibrato. C'è qualcuno che l'ha dipinto come la gioventù di Pordenone contro l'esperienza di Venezia. Sì, in effetti è la verità. Noi siamo sicuramente la squadra con l'età media più bassa del campionato. Loro non so se sono quella con quella più alta, ma sicuramente con una delle età medie più alte. Prego? No, non credo, forse avevo fatto dei calcoli, adesso mi sfugge, ma non credo che siano loro. Comunque sono diciamo, la squadra più vecchia. No, forse Marghera. Sono una delle squadre più esperte del campionato. È la verità, è la partita della gioventù contro l'esperienza, e quindi un turno anche difficilmente scautizzabile sotto certi punti di vista. Ripeto quello che ho detto prima, Venezia è una squadra molto forte, arriva da 10 vittorie consecutive, composta da giocatori molto esperti, abituati da sempre a giocare queste partite, gente che ha vinto campionati, che quindi un turno di questo tipo per loro da un punto di vista emotivo grossi problemi non ne può avere. Noi dal canto nostro venderemo cara la pelle, cercheremo ovviamente di fare tutto quello che è possibile per poter andare in semifinale, e quindi sicuramente il nostro obiettivo è superare il turno, anche se, ripeto, abbiamo di fronte un avversario veramente molto tosto. Si può dire che punterai tutto sul dinamismo, sulla velocità, su proprio il ritmo di gioco per cercare di sfiancarlo? Ma io credo francamente che questi sono un po' discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano, perché poi
anche dinamismo, la corsa, sono cose che dipendono da come tu giochi tatticamente e da come l'avversario ti permette di giocare tatticamente. Di conseguenza Venezia, giocatore di esperienza, dire correre è bello, poi farlo non è così semplice, quindi le partite avranno motivi tattici probabilmente diversi rispetto alla corsa e chi tatticamente interpreterà meglio questo turno probabilmente passerà. Coach Ferraboschi. Mi sento di condividere quello che dice Marco. Al contrario, sì, in effetti. Rimaniamo sul fatto che a livello di playoff soprattutto l'aspetto tecnico di solito tende ad avere meno peso rispetto all'aspetto motivazionale, all'aspetto della condizione atletica con cui si arriva e rispetto anche a un pizzico di fortuna che bisogna avere. Quindi concordo sul fatto che sarà equilibrata, sarà una partita dove si dovrà studiare, dove come hai detto prima, anche come anticipato, per quanto riguarda il discorso velocità, atletismo, aggressività, sono tutte cose che andranno analizzate e come ha detto Marco prima, sarà la squadra che riuscirà meglio ad interpretare i punti deboli contro cui giocare, che riuscirà a strappare il risultato. Siete d'accordo, Ferraboschi e Manin, che il fattore campo in questa serie conta relativamente? Perché voi siete reduci da 10 vittorie consecutive. Il sistema comunque non ha una grande difficoltà di rendimento tra casa e trasferta. C'entra qualcosa? In questo caso mi permetto di dire forse che l'aspetto del campo un po' ci sfavorisce, almeno nel mio caso personale, perché appunto come dicevo prima Venezia almeno per adesso quest'anno non è risultato un fortino da un punto di vista dell'apporto del pubblico. Al contrario, una piazza come Pordenone è sicuramente una piazza che si fa sentire e che trasmette proprio in campo la presenza come sesto uomo di un pubblico partecipante. Questo sicuramente ci sfavorirà. Questo non solo quindi in questa partita, ma eventualmente anche se dovessimo avere la possibilità di farne altre. L'aspetto del campo è un aspetto che in questo caso qui ha un certo valore per me. Filippo. Sulla falsariga di quello che diceva coach Ferraboschi, anche noi non vedo come fattore campo tra noi e Rovereto grosse differenze. Non hanno un grosso seguito loro, noi abbiamo deluso, ahimè, molti nostri tifosi quest'anno giocando un campionato. Ma magari può essere questa l'occasione per riempire e per magari chiamare un po' a raccolta i nostri tifosi. Rovereto è una squadra che ha in questo playmaker Pappalardo il punto di forza. A me piace molto anche Fevola, questo giocatore particolarmente duttile. Vedremo, noi dobbiamo tirar fuori tutto il meglio e tutto quello che noi magari non siamo riusciti a esprimerci come avremmo voluto e adesso, dato che sono partite dentro e fuori, non abbiamo più alibi. Condizioni fisiche di Vecchietta e Gonzo, che sono quelli più... Gonzo io ultimamente l'ho visto più con la giacca che non con la maglietta da pallacanestro, purtroppo. Lui è un giocatore per noi fondamentale, ci tiene tantissimo. Ha questo dolore che perdura da parecchio tempo al piede destro. Sono sicuro che data anche la sua grande voglia di giocare, di dare il suo apporto, non sentirà dolore, diciamo, e scenderà in campo comunque e speriamo di averlo almeno a un 60-70%. Vecchietta ha rotto il naso proprio contro Roncade, ma anche lui non è di primo pelo e quindi scenderà in campo aiutando, però, sì. Mascherato o non mascherato, comunque lui ci sarà e speriamo di averli perché sono giocatori fondamentali. Si gioca la prima a Rovereto, poi mercoledì prossimo giovedì al Carnera e poi io spero di non tornare a Rovereto, speriamo insomma. Ok, microfono ad Alberto Bolla, perché la Caligaris è seconda contro settima, avete vantaggio del fattore campo, vantaggio del pronostico, come la vedi? Abbiamo tutti questi vantaggi, però dopo alla fine bisogna dimostrarlo sul campo, che effettivamente meritiamo quello che ci siamo guadagnati durante la stagione. Sarà un primo turno playoff dove io penso che al di là di quelli che possono essere gli aspetti tattici conteranno in realtà poche cose però fatte bene.
E... Sei d'accordo se dico che Fossombrone è una di quelle delle peggiori che potevate trovare come abbinamento? Io penso che Fossombrone, onestamente, io la metto sul pari come anche Montegranaro, che ha alcuni giocatori di forza per loro molto importanti, piuttosto che eventualmente noi abbiamo rischiato di poter prendere praticamente tutti nell'ultima giornata, visto che si sono alternati dei risultati, vittorie in casa, vittorie in trasferta. Secondo me più o meno si equivalgono ai vari Fossombrone piuttosto che Montegranaro. E sicuramente dobbiamo dare continuità, dovremmo dimostrare che la nostra buona stagione, ottima stagione che ci ha regalato il secondo posto, non finirà adesso ma andrà avanti. Ma mi chiedo, c'era Fabiano Livoni qua, l'ultima puntata che abbiamo fatto in diretta, ho provato anche a stuzzicare, ma Fabiano, insomma, le ambizioni, magari se vincete, se così, Fabiano no, giochiamo partita dopo partita, non si è sbilanciato, però insomma nella pallacanestro vince chi la butta dentro. Il nostro general manager è notoriamente abbastanza scaramantico. È molto scaramantico. Io in realtà sei scaramantico di lui? Io di mio non sono salutiamo scaramantico. Fabiano intanto. Sì. Io di mio non sono scaramantico, più che la scaramanzia a me conta effettivamente capire cosa si riesce a mettere in campo a livello sicuramente di motivazioni e a livello... Questo dico, quest'anno effettivamente la Caligari si è dimostrato di avere 1, 2, 3 marce in più rispetto agli altri, forse non rispetto a Ferrara ma rispetto a tanti altri, per cui perché non sfruttare questa occasione? Noi non ci siamo posti obiettivi in tal senso, o meglio l'obiettivo nostro è riuscire a coronare tutto quello che di buono abbiamo fatto, e come ho anche detto in presentazione alla partita con Ferrara, il nostro auspicio è comunque quello di ritrovarci a combattere con Ferrara per speriamo una finale di campionato. Bene, questo mi piace. Facciamo ancora 3 minuti, avviso la regia, così poi grazie, ok? Proseguiamo ancora. Allora, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, chiedo a Marco Chivilò qual è la tua favorita per la promozione tra Caligaris, Ferrara e tutte le altre squadre del playoff? Non vale gufare. No, a me, secondo me Ferrara è un po' più forte delle altre dal punto di vista della completezza dell'organico e dei giocatori. Quello che mi ha impressionato di Corno quest'anno è il killer instinct che hanno avuto in tantissime partite, anche contro di noi, sia a Cividale che a Spilimbergo. Quando devono far canestro, fanno canestro. E l'hanno dimostrato con noi, siamo andati sotto di 20, siamo tornati a 3 punti e loro 3 azioni hanno richiuso la partita sia a Cividale che a Spilimbergo. Quello è forse quello che potrebbe far sbilanciare la bilancia. A proposito, Alberto, giocherete sempre a Corno oppure fate di playoff a Cividale? Corno. Tutti a Corno, fino all'eventuale finale? Sì. Ok, sì, anche perché comunque l'esperimento di Cividale secondo me è stato fantastico. Decisamente. Da un punto di vista logistico ineccepibile, perché avete avuto più gente. Forse da un punto di vista sportivo molto coraggioso, ma ha pagato. Direi di sì. Siamo molto contenti di questa cosa, ringraziamo sicuramente noi come squadra, ringraziamo sicuramente la società, ma ringraziamo anche il comune di Cividale per la possibilità che ci hanno dato di poter giocare in un palazzetto probabilmente anche di serie superiore. L'apporto di pubblico è stato importante, abbiamo fatto sicuramente più pubblico, non solo perché erano dei derby chiaramente, ma comunque abbiamo fatto più pubblico rispetto a casa, ma Corno, ed è stata molto, molto stimolante e molto coreografica. Per i playoff resteremo a Corno anche perché bisogna considerare un aspetto pratico, ovvero sia che noi ci alleniamo a Corno e di conseguenza per noi è importante. È importante. Parlavo col sindaco di Spilimbergo, mi diceva che devono ampliare la favorita, è vero? O c'è questa previsione? Speriamo, perché stanno togliendo palestre a Spilimbergo, se ne fanno una in più non sarebbe una brutta cosa. Ampliare per la sport? No, ampliare no, devono fare dei lavori di messa in regola, diciamo, perché mancano certe uscite di sicurezza, mancano un po' di cose, comunque sì, ci sono un programma dei lavori al palazzetto. Sì. Ok, mentre per quanto riguarda la società, il programma è quello di? Il programma è di restare in DNB. Sì. Se non dovesse succedere non cambierà moltissimo, nel senso che la società strutturata come è strutturata resterà lì, resterà in C, in B. La struttura è solida, voglio dire. Detto non ufficialmente, perché è chiaro che ci sono rumors e così, mi pare che mai come quest'anno si possa dire che chi retrocede tranquillamente torna su. Sì. No, viene ripescato, anche questo è un altro aspetto che meriterebbe un'altra puntata, faremo un'altra volta. Sì, ma non è pallacanestro, è un'altra cosa. Sì. Tra l'altro è anche brutto, no, coach? Cioè,
parlare per 9 mesi di basket giocato in palestra così, poi alla fine nel giro di 15 giorni tutto spazzavato. Anche se noi abbiamo già approfittato un anno sì, un anno no. Però voglio dire, se c'è questa realtà perché non approfittarne alla fine. Dal punto di vista sportivo però è una situazione un po' così. Non simpatica. Marco Romanin, a parte il PN, chi è la favorita per la promozione dalla DNC alla DNB? Io, Venezia, perché... No, francamente io dico quello che ho detto fin da quest'estate. Io credo che Marghera sia la squadra da battere, per struttura di squadra, per l'esperienza del coach Daniele Rubini, che campionati come questi ne ha vinti tanti, per il campo, che è un campo particolarmente difficile. Andare a vincere a Marghera non è così semplice anche dal punto di vista logistico. È la squadra che ha vinto la stagione regolare e di conseguenza i favori del pronostico secondo me sono di Marghera. Detto questo, io credo che le prime 6 squadre tranquillamente, ciascuna di queste 6 possa ambire possa avere delle ambizioni diciamo così, di risultato finale, però francamente io credo che Marghera sia sicuramente la squadra da battere. Sì, io sento dei rumori dal piano di sopra, non è che fossero gli UFO che vengono a verificare cosa stiamo facendo. Coach Ferraboschi, o qualcuno del Marghera che può darsi che sta origliando, insomma, sta prendendo. Tua favorita per la promozione? Non dimmi pure no. No, comunque ecco, ad esempio anche l'ultima partita di campionato, quella tra Marghera e Caorle, ha dimostrato che tutto è possibile. Vedo Caorle in un bel momento, onestamente, e quindi non è facile. Direi forse è più giusto rimanere su quello che ha detto Marco, cioè sulle prime 6 che hanno una marcia in più rispetto alle altre per poter ottenere anche un risultato di prestigio. Qualcosa in meno come possibilità per Cormons e per Cittadella, che a mio giudizio comunque hanno espletato un campionato super positivo e mi sento anche di dire forse tra le migliori sorprese del campionato insieme a Pordenone, e questo lo dico non perché c'è Marco qua, ma gliel'avevo già detto poco tempo fa quando l'ho incontrato in un torneo. Molto bene. Filippo Tabacchi, la tua favorita dalla DNB, siamo quasi in chiusura? Ferrara mi colpì già all'inizio del campionato con questo entusiasmo di questa città, oltre 1300 abbonati, un'organizzazione sicuramente ancora di Serie A. Io dico Ferrara, così anche non gufo. Alberto, Flash? Ferrara è una situazione in cui probabilmente tutti vorrebbero essere, cioè poter vincere un campionato, per l'amor di Dio, però dico così, non è facile essere vincenti con il favore del pronostico, chiaro. Non è facile, e quindi pronti ad approfittare. Dovranno essere bravi, possono esserlo, ma dovranno conquistarsela comunque sul campo. Assolutamente, sono d'accordissimo. Siamo in chiusura, perché io ringrazio Marco Chivilò, Marco Romanin, Andrea Ferraboschi, Filippo Tabacchi e Alberto Bolla. In bocca al lupo generale a tutti, conto di rivedervi qui nelle prossime puntate di Assist per festeggiare qualche risultato positivo. Noi ci vediamo nella prossima occasione in cui saremo in diretta, sicuramente sabato prossimo alle ore 21 con Sport Life. Ci sarà la pallamano femminile dell'Atomac, per cui insomma spaziamo da uno sport all'altro. E occhio che su FVG Sport Channel c'è sempre tanto basket, finali nazionali nel 19, playoff di tutti i campionati, e chiaramente saremo qui giorno per giorno, 24 ore su 24, per raccontarvi. Ragazzi, grazie, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima occasione. Amici